Buongiorno da Vittorio Veneto, dove ci troviamo collegati per l'ennesima telecronaca diretta della Maratonina della Vittoria, la mezza maratona organizzata dalla Scuola di Maratona da ormai 11 anni, 11ª edizione quest'oggi, che si appresta a partire tra pochi minuti qui da Piazza del Popolo di Vittorio Veneto. Vedete dalle immagini che, come solito, prima della partenza della gara agonistica ci saranno le partenze delle due non competitive, che oggi, come vedete dalle immagini, non saranno certamente favorite in termini di partecipazione dal meteo, che oggi, come succede purtroppo spesso nelle manifestazioni a Vittorio Veneto, è un po' malevolo. C'è un po' di pioggia che sta infastidendo gli atleti che si apprestano a partire. Vedete che dalle immagini siamo proprio a pochi istanti, tra 3 minuti dovrebbe partire la non competitiva. Sono due le city run cosiddette che porteranno i concorrenti su due percorsi da 6-12 km qui all'interno della città. Alle 9:25, anzi scusate, alle 9:30 partiranno gli amici di Diego, i volontari che spingono le carrozzine sulle maratone e mezze maratone di tutto il mondo letteralmente, come sempre presenti qui a Vittorio Veneto, e alle 9:35 la partenza della 11ª edizione della mezza maratona, quindi la Maratonina della Vittoria. Un'edizione che si appresta ad essere record, perché si sono superati i 1000 iscritti. E tra l'altro, contrariamente a quello che dicono le statistiche, che un 10% circa degli iscritti non si presentano normalmente dopo appunto essersi iscritti alla partenza, mi dicevano gli organizzatori della scuola di maratona che sono stati consegnati tutti i pacchi gara, quindi praticamente tutti gli iscritti sono presenti alla partenza, e anche questo è un piccolo record. Quindi edizione bagnata ma edizione fortunata, e così abbiamo detto anche il modo di dire che si usa in queste situazioni. Vedete dalle immagini dei nostri cameraman, che comincio già a ringraziare, perché oggi per loro sarà un lavoro difficile con l'acqua. Michele Dalmagro con le sue immagini anche dall'alto con la radiocamera, la moto guidata da Alessandro Bolzan e la telecamera sul percorso di Mirko Andrette. In regia, come sempre, l'immancabile, immarcescibile Federico Campoallorto. Siamo ormai a pochi istanti dalla partenza della non competitiva. Ricordiamo che appunto è ormai una tradizione per le manifestazioni di questo tipo avere le non competitive. Stanno per partire, ecco, partiti. Ovviamente questa è una gara di contorno, non ci sono le classifiche, è proprio una questione di partecipazione per fare da corollario anche per chi accompagna gli atleti delle gare agonistiche ad essere qui sul posto e non star solo a guardare, ma fare un po' di movimento. Ovviamente la partecipazione, essendo l'iscrizione fatta alla mattina stessa, è abbastanza condizionata dal meteo, perché appunto è una bella giornata, la gente esce di casa, va a fare anche la non competitiva, altrimenti no. Ma direi, chiedo subito alla regia se posso procedere. Abbiamo già un ospite, vieni, è Silvia Piccin. Facciamo le cose un po' di corsa, nel senso che lei si appresta a fare la mezza maratona. Allora Silvia, oggi corri, ma sei qui in questo momento a presentare una cosa che ha a che fare con la corsa, ma non è una corsa, bensì un libro. Esatto, io infatti corro da diversi anni, però ho scritto un libro che si chiama Fino a scoppiarmi il cuore, e che parla appunto di corsa, di come la corsa mi ha cambiato la vita ed è stata un motivo di crescita personale. Scusa che ti interrompo, come mai hai deciso di scrivere un libro? Perché io ho sentito questa esigenza dal momento che la corsa appunto ha cambiato totalmente la mia vita, e perché ho cominciato a preparare una serie di maratone correndo solo 5 km al giorno. Ah, ho capito, e quindi hai maturato questa passione per la corsa, e hai voluto raccontarla anche a chi può prenderti da esempio.
Esatto, esatto, è uno spunto di riflessione, di condivisione con le altre persone, perché a me la corsa ha aiutato a crescere e soprattutto anche a raggiungere una certa libertà interiore e anche un benessere psicofisico. Perché per me correre non è solo un atto meccanico, non è solo correre, ma è un atto di forza e di amore verso me stessa. Bene, adesso ti appresti a fare questa mezza maratona, quante ne hai fatte ormai in carriera? Ne ho fatte 7 maratone e quasi una trentina. Qua ha cominciato a piovere. Scusa, ti ripeto la domanda, quante mezze maratone hai fatto ormai? Una trentina all'incirca. Ok, e il libro quando sarà disponibile? Prossimamente io penso in un mese di tempo, però al momento se volete delle informazioni su di me, io ho una pagina Instagram che si chiama Silvia che corre. Bene, allora Silvia che corre, buona gara e in bocca al lupo per tutto. Grazie, crepi il lupo e buona giornata a tutti. Grazie a Silvia Piccin, questo anteprima diciamo culturale legato appunto al libro che questa atleta ha scritto. Intanto ci spostiamo la nostra postazione per evitare di dover nuotare. Grazie, ringrazio Mirko. Ecco. Tira via, sì. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, un rapido cambiamento di postazione, come avete visto e come sentirete probabilmente anche dal ritorno si è scatenato un nubifragio o giù di lì, proprio qui a pochi istanti dalla partenza, appena partita la non competitiva c'è stato questo scroscio e lo speaker Alex Geronazzo, che probabilmente sentirete anche alle mie spalle, ha detto che non è pioggia, è gloria. Speriamo che questa gloria ci aiuti ad andare avanti in questa giornata di Tregenda. Speriamo ovviamente che questo maltempo cessi, almeno cali un po' l'intensità della pioggia, anche perché le immagini dall'alto che contavamo di farvi vedere non sono assolutamente possibili in caso di diluvio come in questa situazione. Tra pochi istanti dovrebbero partire, io credo, i ragazzi del gruppo degli amici di Diego, che come dicevo prima e come ben sapete se seguite un po' l'atletica, sono queste associazioni di volontari che è solita accompagnare dei ragazzi in carrozzina a partecipare a maratone e mezze maratone letteralmente in tutto il mondo, perché hanno cominciato qui in zona e poi si sono spostati un po' in tutta Italia e poi hanno partecipato alle maratone più blasonate in tutto il mondo. Comunque loro partiranno alle 9:30 e alle 9:35 ci sarà la partenza della mezza maratona. Come vedete
qui c'è gente che passa, ma è normale, insomma, siamo in una situazione di emergenza. Anzi, cogliamo l'occasione per ringraziare il Bar Lux di Vittorio Veneto, che ci ospita sulla propria terrazza, sotto la tenda che appunto copre la terrazza, è ormai caratteristica di questo locale del centro di Vittorio Veneto. Dicevo in anteprima che sarà un'edizione record, perché c'è appunto il numero massimo raggiunto di iscritti, 1030 per la precisione, 261 donne e 769 uomini. Questo è il numero record di iscritti alla 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. E come ci diceva Ivan Cao, uno dei massimi dirigenti dell'associazione, che ha presieduta, ricordiamolo, da Vittorio Buriola, quasi tutti si sono presentati al ritiro del pacco gara. Si sa che statisticamente il 10% degli iscritti alle gare in genere per varie ragioni non si presentano poi al momento della partenza, invece anche questo è un piccolo record di cui la Maratonina della Vittoria può andare orgogliosa. Parliamo un po' di numeri, in attesa appunto che si appropinquino alla partenza gli amici di Diego. Ci sono 10 province rappresentate, ovviamente la più rappresentata è la provincia di Treviso con 406 iscritti, a seguire i 129 della provincia di Venezia, quindi c'è 81 di Padova, 65 di Pordenone, 59 di Belluno, e poi a seguire sono rappresentanti delle province di Udine, Vicenza, Trento, Verona e Monza Brianza. Ci sono anche 10 regioni presenti: Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Marche, Puglia e Umbria. Ovviamente la maggioranza, netta maggioranza, con 734 iscritti, è la regione Veneto. 10 anche le nazioni, anzi scusate, 9 le nazioni. Oltre a Italia ci sono Romania, Stati Uniti, addirittura Regno Unito, Nicaragua, un nicaraguense, dei kenioti, che saranno sicuramente protagonisti della gara maschile, Venezuela, Austria e Svizzera. Quindi è una gara che ormai ha un valore internazionale. Si sa che gli appassionati di mezze maratone amano questa gara, che ha un percorso filante, diciamo facile da un certo punto di vista, ma da prendere con le pinze, perché appunto la prima parte, che sul tracciato tradizionale porta dal centro di Vittorio Veneto fino a Cappella Maggiore, è in leggera discesa. Poi c'è un po' di salitina verso il centro di Sarmede, dove ci sarà il giro di boa, il rientro poi verso Cappella Maggiore, e si punta verso San Giacomo in direzione ovest, e poi si risale verso il centro, verso l'arrivo, lungo la pista la ciclopedonale che segue appunto il Meschio. Dicevo, una cosa da prendere con le pinze, perché si può essere tratti in inganno o essere invogliati a accelerare il passo nella prima parte in discesa, ma l'ultima parte è in leggera salita, perché c'è qualche metro di dislivello tra San Giacomo di Veglia e il centro di Vittorio Veneto, dove c'è il traguardo. Tra l'altro spesso il vento che soffia da nord è in faccia degli atleti nella parte finale, che non solo è in leggera ascesa, ma è anche appunto la parte finale, quindi le forze sono necessariamente un po' inferiori. Quindi una gara, un tracciato lineare, divertente, suggestivo, ma da prendere con attenzione. Dicevo, 1030 gli iscritti a questa edizione della corsa. Il record da battere sarà difficile oggi, io credo, con queste condizioni, perché è chiaro che l'atleta non ha più di tanto fastidio con la pioggia, a meno che non sia un nubifragio, ma il problema è magari diciamo, l'aderenza al terreno, quindi anche nelle curve, per quanto non siano molte, ci sarà attenzione, quindi è difficile che in queste condizioni ci sia un tempo record. Comunque non si sa mai, il record risale in entrambe le versioni, maschile e femminile, al 2022, con i keniani Peter Wanki Nyeru, che ha chiuso in 1 ora 03:36, e la keniana Zipora Wainiru Kingori in 1:11:06. Questi i due record, mentre l'anno scorso a vincere furono due etiopi,
Iadete Roba Ghebre nella gara maschile e Bethlehem Derbush Tenau nella gara femminile. Quest'oggi tra i protagonisti segnalati al via ci sono due kenioti, Ismael Celange Kalale, che ha un personale di 1,01, ottenuto però nel 2018 a Verona, ma nel 24 è stato quarto alla Padova Marathon e in questo mese ha già vinto la maratona di Bologna e la mezza maratona di Brugnera, quindi è dato in grande condizione. Cercherà di rendergli la vita difficile l'altro keniano Jacob Kiprorir Kosgei, che nel 23 ha corso a Malaga in 1 ora e 00:22, quindi è quasi arrivato a superare, a battere il limite dell'ora di gara. È stato quarto a febbraio nella gara della corsa di società Gli Italiani Assoluti a Selinunte. Questi i probabili, anzi sicuri protagonisti della gara maschile, mentre a livello femminile c'è diciamo i favori del pronostico vedono sicuramente tra le prime la bellunese Sara Mazzucco, già campionessa italiana under 23 di trail corto, che ha un personale 1 ora 19:57 del 22 e ha già vinto qui a Vittorio Veneto nel 2023. Dovrà averla meglio sulla conterranea, sempre bellunese Manuela Bulf, che ha il miglior tempo in accredito tra le iscritte con 1 ora 17:59 ottenuto lo scorso anno a San Benedetto del Tronto. Ma sicuramente ambiscono ad avere ruoli a protagonisti anche la vicentina Barbara Di Qui Giovanni, accreditata di un 1:23:46, e l'altra bellunese Martina Brustolon con 1:24:44 di primato personale. Sono le 9:29, ecco, vediamo degli atleti pronti alla partenza, anche loro coperti sotto il tendone del Barlux come noi. Tra un po' si sposteranno, adesso se le telecamere ce li fanno vedere, se ne stanno andando dall'asciutto del tendone per portarsi verso la partenza, non prima però di aver visto la partenza degli amici di Diego. Vedrete dei personaggi con delle bandierine sulla schiena, poi ne parleremo, ma sono anche loro soliti tradizionali ospiti della mezza maratona di Vittorio Veneto e di tantissime altre mezze maratone e maratone. Sono i Pacers, gli originali, sono questi atleti che con la bandierina dichiarano il tempo che faranno in gara e aiutano appunto quelli che sono meno abituati a avere un ritmo regolare a seguirli, praticamente per farci capire a chi non è addetto ai lavori, se un atleta che corre la mezza maratona vuole impiegarci 1 ora e 45, essere sicuro di avere il ritmo corretto, basta che si affianchi a al pacer che ha scritto il tempo di 1 ora e 45 e sicuramente sbaglierà di pochi secondi il tempo in gara, quindi è un ausilio importante che viene dato agli atleti che si apprestano a gareggiare. Vedete nelle immagini che si sta per partire, gli atleti che sono pronti, ovviamente li vedete adesso coperti da teli, da nylon e cose del genere. Quando partiranno lasceranno cadere ovviamente quegli indumenti, non possono certo correre con un foglio di nylon attorno al corpo, altrimenti avrebbero una sudorazione esagerata, non compatibile con una prestazione agonistica come è quella della mezza maratona. Vediamo le immagini, non ho ancora visto gli amici di Diego. Non escludo che, viste le condizioni proibitive del meteo, abbiano desistito dalla tentazione di gareggiare anche quest'oggi qui a Vittorio Veneto, ma non si sa mai, perché di coraggio non mancano e quindi potrebbero essere pronti. 9:31 e 48, quasi 9:32, quindi a 3 minuti dalla partenza. La 11ª edizione della mezza maratona di Vittorio Veneto, la maratonina della Vittoria. Vedete sulla destra il presidente della scuola di maratona che organizza Vittorio Uriole e sulla sinistra, con l'ombrello
multicolore avevate visto inquadrato Roberto Toniatti, che è il presidente dei Pacer, quelli che vi dicevo prima, questi volontari che aiutano gli atleti a correre a un ritmo regolare. Sicuramente lo avremo al nostro microfono, anche lui è un nostro affezionato ospite, ma come vedete, come immaginavo, non hanno paura di niente. Gli amici di Diego sono pronti alla partenza e stanno appunto per cimentarsi anche loro in questa giornata, in questa mezza maratona. Stiamo per vedere la partenza. Stiamo per vedere la partenza degli amici di Diego, con qualche istante di ritardo, ma loro ovviamente non hanno tempo da cronometrico, sono pronti a passare sotto l'arco della partenza. Gli amici di Diego sono a 15 secondi dalla partenza della loro prova e sono un bel gruppetto, anche loro encomiabili, questi volontari che perché immaginate, loro percorrono la mezza maratona in questo caso, ma anche le maratone, che è una prova fisica di un certo livello, per di più spingendo una carrozzina, con tutto quello che ne consegue in termini di bilanciamento, di corsa e di capacità di movimento. Vedete anche con le fasce tricolori e daranno il via alla gara la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, immancabile ovviamente da prima cittadina ospitante, ma vi segnalo anche la presenza col cappotto nero e la fascia tricolore di Larry Pizzol, sindaco di Sarmede, che non è mai mancato e va detto alla partenza della Maratonina della Vittoria. È un onore a lui, che comunque non è nel suo comune ma è coinvolto, poi sicuramente verrà a trovarci. Stiamo per vedere la partenza degli amici di Diego, eccoli qua, bravi ragazzi sulle carrozzine, bravissimi ragazzi che li spingono, vedete sono molti, perché durante il tracciato si daranno anche il cambio. È sempre emozionante vederli partire, raccolgono sempre tanti applausi, perché davvero è una cosa encomiabile questa di questi ragazzi che accompagnano persone che sono un po' più sfortunate, ma che comunque partecipano con piena passione a questa manifestazione e a tantissime altre manifestazioni podistiche come questa. Passati gli amici di Diego, che adesso seguiranno lo stesso identico percorso della mezza maratona, quindi non la non competitiva ma la mezza maratona, faranno un po' di Viale della Vittoria, poi scenderanno, gireranno verso sinistra, quindi verso est, si metteranno in via Dante, la ex circonvallazione, per poi girare di nuovo verso destra e puntare verso Costa e verso Anzano e andare appunto verso l'ospedale civile, per intendersi, appunto la rotatoria di Anzano, dalla quale si può salire verso Fregone e il Cansiglio, e lì si comincia a scendere verso il punto più basso della corsa, alle basi, diciamo, di via Roma, che porta al centro di Cappella Maggiore, da cui appunto si passerà per arrivare al centro, e arrivati in piazza di fronte al municipio di Cappella Maggiore si salirà girando a sinistra verso il centro di Sarmede, dove ci sarà, come dicevamo prima, il giro di boa. Ma lasciamo un attimo in pausa il racconto del percorso e prestiamoci a vedere la partenza della 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Li vediamo anche calato la pioggia, sentiamo il conto alla rovescia. Partiti in questo istante i 1000 rotti atleti della Maratonina della Vittoria, 11ª edizione. Vediamo il fiume di atleti che sono partiti, bagnati ma felici di poter finalmente scatenare i loro cavalli e scaricare sui loro scarpini, con un'attenzione a non scivolare, tutta l'energia che hanno accumulato in questi giorni e settimane di preparazione.
per essere appunto, per dare il meglio di sé in questa 11ª edizione della mezza maratona della Vittoria. Sappiamo che, lo dico per i meno addetti ai lavori, che le mezze maratone hanno sì una classifica finale, ma il bello di queste gare è che ciascuno corre contro se stesso, nel senso che si cerca sempre di migliorare il proprio primato personale, quindi capiterà, e sicuramente capiterà anche oggi, di vedere al traguardo atleti magari molto indietro nelle posizioni della classifica, ma esultare come avessero vinto per il fatto di aver magari limato di qualche secondo il proprio primato personale, appunto vincendo contro se stessi. Vediamo che questo mi sembra che sia il numero 4, se non vedo male, è il keniano Kosgei, che parte subito forte e evidentemente sta diciamo, confermando quello che era un pronostico della vigilia, che lo vede come protagonista assieme al connazionale Kalale. Vediamo che è già arrivato a prendere via Vittorio Emanuele secondo, quindi ha già percorso il primo tratto di gara e come vedete è già leggermente staccato dai suoi inseguitori. Vedremo queste immagini, eccolo qui, delle immagini perfette di Mirko Andretta sulla moto guidata da Alessandro Bolzan, che accompagneranno l'atleta in tutta la sua gara, ovviamente con la speranza che ci sia anche un po' di battaglia per vedere appunto anche un po' di spettacolo, ma sicuramente sta rispettando i pronostici e è partito subito forte. È da capire anche, adesso comincia a piovere molto forte come qualche minuto fa, è da capire anche se le condizioni meteo si addicano alla, diciamo, alla caratteristica di questo atleta. Vediamo che siamo già a metà del lungo viale Vittorio Emanuele, vediamo se attraverso la regia riusciamo a inquadrare anche il secondo atleta in modo da capire quanto distacco abbia già messo tra sé e i suoi diretti concorrenti, Jacob Kiprorir Kosgei, che è partito così velocemente all'attacco di questa 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Sotto lo scroscio siamo entrati, abbiamo girato verso destra, adesso ci sarà una rotatoria che ovviamente gli atleti percorrono in senso contrario, cioè non seguono diciamo quella che sarebbe la direzione, la carreggiata che devono occupare le automobili, taglieranno diciamo sulla sinistra, ma vedete grazie anche alla regia e all'inquadratura, vedete che distacco che ha già messo tra sé e il suo più diretto avversario, che non possiamo sicuramente riconoscere, probabilmente è l'altro keniano Kalale, però vedete appunto la distanza che c'è tra lui e il suo avversario, un distacco chiaramente molto molto lungo. Questi sono atleti che sono abituati a fare queste gare, quindi non c'è da temere una esagerazione nel ritmo, perché come dicevo prima in questa occasione bisogna stare attenti nella prima parte a non esagerare con la spinta nella prima parte, facendoci ingannare dalla discesa per evitare appunto di consumare troppa energia e poi essere in debito quando si tratta di percorrere gli ultimi chilometri. Ringraziamo chi ci cerca di corrompere con un caffè, ma è ancora presto per darci alle bevande, anche se il meteo potrebbe richiamare più una bevanda calda, ma insomma dai, non ci lamentiamo. Un punch mi dicono dalla regia, poi dopo non potrei più rispondere di quello che dico. Ma insomma vediamo Kosgei letteralmente in fuga, siamo già in zona, stiamo per arrivare, adesso siamo in zona costa di Vittorio Veneto, stiamo per lasciare sulla sinistra, vediamo la strada, sì, questa deve essere via Maspiron per i vittoriesi, quindi stiamo arrivando tra pochi istanti, direi un minuto, saremo all'altezza dell'ospedale civile, da dove
da dove appunto ci sarà una leggera curva verso sinistra e si punterà verso Anzano di Cappellamaggiore. Ecco, ci arriva una interessante informazione dalla regia dove si trova attualmente il battistrada, che è appunto il Keniano Kosgei. Non piove, la strada come vedete è molto bagnata, qui in centro siamo in linea d'aria, saremo a poco più di 1 chilometro, qui diluvia e lì non piove. Una buona cosa per gli atleti che dovranno sì prestare attenzione al fondo scivoloso, però sicuramente hanno meno fastidio rispetto ad avere una pioggia fastidiosa negli occhi. Vediamo che siamo proprio all'altezza dell'ospedale civile e Kosgei è in corsa solitaria. Qui la pioggia è davvero battente, siamo in condizioni limite, ma insomma l'atleta keniano sembra non subire alcuna ripercussione da questa pioggia e continua a spingere. Adesso vediamo, siamo alla rotatoria all'altezza dell'ospedale, che anche questa ovviamente è percorsa in senso inverso. C'è una luce beffarda qui in centro perché c'è un diluvio, ma c'è una luce che sembra quasi che il sole stia per bucare diciamo, le nuvole. Intanto dalla moto che segue i battistrada ci dicono che ci sono già 200 metri di distanza tra il battistrada e il secondo, che dovrebbe essere il numero 2 Calale. Chiediamo alla regia di farci una verifica se il secondo è il numero 2, vediamo se riescono prima o dopo a dircelo. Verosimilmente dovrebbe essere così, anche se chiaramente a vista non riescono a farlo e qui l'immagine è molto lunga, quindi non si riesce a vedere chi è l'atleta che sta cercando di almeno farsi vedere negli specchietti, si dice così nelle gare di Formula 1, al battistrada Kosgei. Vediamo che il ritmo è abbastanza regolare del battistrada, che non ha eccessivi problemi nella corsa. Vedete che corre con abbastanza regolarità e non dà alcun segno di cedimento, ma chiaramente sono appunto, come dicevo prima, atleti abituati a queste discipline e non si fanno certo impaurire da un fondo bagnato o un po' di pioggia. Vediamo che ci sono anche degli accompagnatori in bicicletta che seguono la corsa, la corsa del battistrada. Intanto c'è un minimo di Adesso la moto si è fermata, non è successo niente, tranquillizziamo i familiari, la moto è integra e gli occupanti lo stesso, stanno semplicemente aspettando il secondo in classifica per capire appunto il distacco e vedere anche la corsa Intanto qui la regia si distrae, mangiano, bevono alla grande, qui si parla, si lavora, adesso se non ecco il secondo in gara, è effettivamente il numero 2 Ismael Calale, keniano anche lui, ha nel mirino il battistrada e cercherà di raggiungerlo, magari cercando di approfittare di un eventuale calo di ritmo da parte appunto del battistrada. Come vedete, no, 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 è asciutta.
ci ha raggiunti, pensava in un tranello, il presidente della FIDAL, Oddone Tubia, ti giuro che è asciutta la sedia. E come sempre ci viene a salutare a deliziare con le sue osservazioni tecniche anche sulla corsa. È una, diciamo, vedete in questo momento è il secondo classificato, il keniano Kalale, che sta appunto cercando di non perdere troppo, non avere troppo distacco dal battistrada Kosgei. Allora intanto buongiorno Done, grazie di essere come sempre qua. Una manifestazione un po' segnata dalla pioggia, ma i maratonetti non hanno paura della pioggia, speriamo solo che il fondo non sia eccessivamente ostico. Ma dispiace per gli organizzatori, dispiace per gli atleti. Io sono in contatto tra l'altro con un'altra tipologia di gara, perché è un cross provinciale a zero branco che da anni e anni si continua a fare e la pioggia influisce molto anche lì in modo negativo, tanto più il fango che rappresenta il cross. Io dico sempre una cosa, nei momenti in cui il disagio del tempo mette un po' a dura prova gli atleti, avessero almeno la fortuna di poter partire senza la pioggia, perché poi se arriva la pioggia quando sono già in gara, in qualche misura si riesce a compenetrare la situazione. Oggi c'è stato quello scroscio violento immediatamente prima della partenza, che non è stato il massimo. Per quanto riguarda invece l'andamento della gara, io comincio a focalizzare le cose in questo momento. Tu mi hai parlato di un keniano... Sì, scusa se ti interrompo, c'è un keniano che è in testa, è Kosgei, che adesso la moto sta cercando di raggiungere, eccolo qua, quello che vediamo in questo momento, e a circa... un paio di minuti fa aveva 200 metri già di vantaggio, ma è partito subito molto forte su un secondo keniano che è Kalale. Lo stesso Kosgei che ha corso la mezza in tempi buoni attorno all'ora e 2, vado a memoria. Guarda, lui ha un personale a Malaga nel 23 di un'ora 00 e 22. 22, no, un'ora e 2, stavo sbagliando io. Insomma, un'ora nella mezza, per carità, ora corrono abbondantemente sotto l'ora i fuoriclasse, però correre la mezza in un'ora è correre forte. Ora bisogna capire quali siano le condizioni di forma del keniano o keniota, che a dir si voglia. Questi due atleti comunque stanno monopolizzando la gara, mi sembra di capire. Sarà interessante anche vedere, non dico nelle retrovie, ma chi segue i due keniani a che ritmo stanno correndo, perché vorrei vedere qualche atleta dei nostri nel senso non solo bianchi, non facciamo distinzione di colore, per carità, o di razza, ci mancherebbe. Mi permetto di dire che vedere qualche atleta delle nostre zone poter fare una gara correndo a ritmi discreti mi farebbe molto piacere, al netto di ciò che stanno facendo i due keniani in questo momento, che sappiamo hanno dei tempi che non sono misurabili, di conseguenza la prestazione dei nostri. Certo, allora approfitto anche per chiedere alla regia se nei limiti del possibile, chiedo alla regia se c'è il sole. Beati loro, stiamo scendendo verso il punto più basso della corsa, siamo al chilometro 5 e eccoci qua in questo momento. Quindi se sono le 9:51, però non voglio dare tempi che non sono precisi, perché non ho preso esattamente il momento della partenza. Vediamo se lo vedo, siamo a 14:50, eccolo là, 14:50. Insomma, 14:50 passaggio ai 5.000, direi buono effettivamente. Guarda Odone, ho anche una tabella dei tempi se vuoi vedere. Insomma, 14:50, 15 minuti e 3 al chilometro, 14:50 significa correre qualcosa sotto i 3 al chilometro. Ecco, intanto approfitto per chiedere alla regia se
nei limiti del possibile la moto può riuscire a beccare la prima atleta donna, se è possibile. Non sarà facile, ma non sarà tanto dietro i primi uomini, insomma. Comunque dicevamo Odone. Dicevamo che è un bel correre, tutto sommato non influisce molto, sì vabbè il percorso è un po' bagnato, non ci sono grandi pozzanghere d'acqua. Il freddo è gestibile perché quando si è in movimento, insomma, ci sono stati momenti nella mia vita dove ho gareggiato in canotta ed eravamo sotto zero, perciò nessuno ha finito poi malconcio. Certamente che tra un clima adeguato, favorevole e un clima contro, come in questo caso, la prestazione un po' ci rimette. Vedremo quanto, vedremo come. Questo è sempre il secondo? No, questo è il battistrada. Questo è il battistrada. Che devo dire? Sì. Dal punto di vista, diciamo, del movimento della corsa, mi sembra che sia tranquillo o no? Ma sta correndo di consegna, come si dice, abbastanza in scioltezza. Non è, se proprio vogliamo essere esteti della corsa, insomma, ci sono corse più belle da vedere da un punto di vista motorio, ma l'importante è che la corsa sia efficiente, che si stia correndo a ritmi veloci, perché poi se uno corre anche bene tanto meglio, ma ho visto persone correre molto male e correre tanto forte. Diciamo che questo è anche un tratto in leggera discesa, non so se, lui sicuramente si sarà informato sul percorso, lo diciamo ogni volta, ogni anno, non bisogna farsi trarre in inganno e farsi invogliare a spingere perché è a discesa, perché poi c'è da recuperare, specialmente nel finale e spesso anche col vento contrario. Sì, allora, come ho avuto modo di dire a suo tempo, è un percorso tecnico dove non è piatto, per capirsi fino in fondo, ed è ovvio che chi approfitta un po' troppo dei tratti a favore poi può, da un punto di vista proprio di spesa energetica, pagare un po' di più in salita. Qui insomma stiamo parlando comunque di atleti che i 3 al chilometro se l'hanno nelle gambe, direi con parecchia facilità, ecco. Poi se succede qualcosa o se non sono in forma straordinaria lo vedremo, aspettiamo, intanto il passaggio dei 10 ci dirà qualcosa, se stanno mantenendo il ritmo, che è un ritmo buono quello d'inizio, ma finché non si arriva almeno al 12° 15° chilometro non possiamo strutturare la gara da un punto di vista del risultato in modo adeguato. Ecco, nel frattempo Mauro Ferraro ha detto stampa non solo della FIDAL ma anche della Scuola di Maratona di Vittorio Veneto, ci ha portato il dato degli 858 partiti. Considerate le condizioni meteo è un gran numero, consideriamo anche che nel 2025 ci furono 718 classificati, quindi c'è un netto aumento, diciamo, di partenti rispetto all'anno scorso. Anche Odone, abbiamo detto prima che abbiamo superato i 1000 iscritti e questo è un bel segnale, no? Mi dicono che è diciamo, il numero record per la mezza maratona di Vittorio Veneto, è un segnale di salute del movimento. È positivo, 858 partiti considerando il tempo. Sì, sapevo che si era andati con qualche unità oltre i 1000. Oltre i 1000 significa avere un bel gruppo di atleti. La perdita tutto sommato non è stata così, 150 atleti, ma ci sta nel senso che qualcuno ha pensato bene che non era disponibile a sfidare le condizioni atmosferiche. Gli organizzatori se lo meritano perché sono persone capaci che stanno lavorando bene, con passione, con determinazione ma anche con metodo. Adesso, come dico sempre,
come dico sempre, al di là del numero di partecipanti, è importante anche il dato tecnico, e cioè qual è la prestazione, perché se cominciano a correre sotto l'ora e 4, per dire, do un dato così, significa fare il record della manifestazione, significa avere una certa qualità, che questo favorisce anche il futuro della gara. Certo. Intanto volevo spiegare ai nostri telespettatori perché l'immagine è ferma, perché la moto appunto si è fermata per vedere i distacchi. Adesso vediamo il secondo classificato, che è appunto il numero 2 Calale. Adesso vediamo quanto spazio, quanto tempo c'è tra il secondo e il terzo, che verosimilmente sarà un italiano. Beh, non è detto, in realtà ci sono 10 nazionalità presenti quest'oggi, però stiamo aspettando. Vedete, il tempo che passa significa anche il distacco che c'è tra il secondo e il terzo. In questo momento siamo a Cappella Maggiore, siamo attorno ai 7 km, io credo, di gara. Il giro di boa nel centro di Sarmede sarà più o meno metà gara, e vedremo appunto da lì quanto distacco ci sarà, e capiremo anche, come diceva Oddone Tubia, che ringraziamo sempre di essere qui, ci permetterà di capire che livello di gara, di prestazione cronometrica possiamo attenderci per quest'oggi. Vedete che il tempo passa e sta forse, no, ancora no, sta veramente passando, c'è un bel distacco già, Oddone, no? Tra secondo e terzo. Eccolo, arriva. Adesso vediamo se riusciamo a riconoscere. Non riesco. È il numero 15 che è, adesso vediamo se, il numero 15 è Federico Ceciliot della SWAT Club. Che personalmente devo ammettere non conosco. Beh, non puoi conoscerli proprio tutti, Posso Oddone. conoscerli tutti. Questo è già andato, nel senso che non sono riuscito a vedere come stava correndo, se era, in che condizioni era. Comunque anche tra il terzo e il quarto vediamo che insomma la corsa si è molto sgranata, cioè, Molto dilatati, sì. infatti per essere eccoli qua, sono un gruppetto. Bene, vediamo se c'è l'idolo di casa. Che sarebbe il numero 1? C'è? Sì, c'è. Eccolo là. E c'era anche Matteo Vecchietti. Beh, Fabio Bernardi e Matteo Vecchietti mi piace citarli insieme, perché l'anno della eroica, la famosa maratona, sì, possiamo far partire la moto, anzi c'è un altro gruppetto, magari speriamo si veda la prima donna. Dicevo, nel 2018, intanto vediamo in queste immagini in diretta da Cappella Maggiore, dopo la facciamo partire, altrimenti dopo dovrà anche superare, no, donne queste non mi sembrano, e quindi la prima donna ancora non c'è. Direi che a questo punto la moto può anche andare a riprendere il gruppo di testa. Dicevo che nel gruppetto che seguiva i primi tre, che sono abbastanza staccati, seppur staccati tra loro, ma comunque hanno staccato parecchio gli inseguitori. C'era la coppia Matteo Vecchietti, il trentino, e Fabio Bernardi, idolo di casa. Ricordiamo appunto che nel 2018, quando ci fu l'eroica, questa maratona con dislivelli particolare per onorare il centenario della conclusione della Grande Guerra, vinsero tenendosi per mano il trentino Vecchietti e Fabio Bernardi. Arrivarono appunto primi qui a Vittorio Veneto, senza volersi battere, avendo fatto la gara insieme. Hanno preferito concludere al primo posto ex aequo. Diciamo, era una maratona sui generis, e quindi ci stava anche nel ricordo di quello che era appunto la conclusione della guerra mondiale, il fatto di poter vincere assieme dopo essersi aiutati durante la corsa. È stato un bellissimo gesto, e vediamo che anche oggi stanno correndo nello stesso gruppetto. Poi chissà se arriveranno anche oggi assieme, tantomeno se arriveranno mano nella mano. Vediamo la moto che sta recuperando il distacco che c'era con i battistrada. Questo che vediamo davanti dovrebbe essere il terzo classificato, che è appunto il numero 15 Ceciliot, primo degli italiani ovviamente, e vediamo adesso il distacco tra il terzo e il secondo, ma se non ha avuto un calo importante. Siamo nel tratto che va tra Cappella Maggiore e Sarmede, così facciamo anche vedere appunto
ai nostri telespettatori quello che è il percorso che compiono gli atleti. Vedete appunto questa strada che è in leggera ascesa e qui già si comincia a sentire la differenza. Siamo a chilometro numero 8, arriveremo a, non so se arriviamo a 10 al centro di Sarmede. Vedete questa strada a curve veloci ma in leggera salita. Ecco il secondo classificato, Calale. Come Odone, sono dei distacchi considerevoli. Sono distacchi molto molto importanti. Penso che la gara, lo dico anzitempo perché non siamo ancora al 10° chilometro, ma la gara sia parzialmente segnata. Sui due keniani non avrei dubbi, se la giocano un po' dietro per il terzo, quarto, quinto posto, ma è importante capire a che ritmi stanno correndo. Io insisto su questa cosa, sto aspettando il 10° chilometro, il passaggio del 10° del primo keniano per capire se sta mantenendo il ritmo, ed è interessante per il risultato finale, anche se al 10° chilometro non siamo ancora, siamo quasi a metà gara, ma non ancora a metà gara. Sì, adesso vediamo che appunto lì l'impressione è che lì non piova e che il terreno è sì bagnato, ma non ci sono pozzanghere da dire che ci possano essere dei problemi di aderenza, anzi No, si corre bene adesso, no. Poi piuttosto che una giornata calda, 9 chilometri già transitati, è già transitato il primo. Aspetta, Odone, allora 9 chilometro 27,07. Vediamo qua nella tabella, forse non c'è riferimento al 9 chilometro, perché l'8° 9 chilometro 27 rotti. Ah no, 9 chilometri. Siamo adesso abbiamo inquadrato, sì, aspettiamo il 10°. Bravo. Sì. Eccoci, stiamo per arrivare a Sarmede. Adesso si è fermata un istante l'immagine. Immaginate che anche le trasmissioni dei nostri segnali con questa giornata così piovosa sono più complesse. Nel frattempo intravedo dietro i giardini pubblici che stanno già transitando degli atleti della City Run, la non competitiva a corollario della manifestazione. Eccoci tornati sul battistrada, il keniano Kosgei che sta appunto guidando la corsa dal primo metro con un ritmo che ha stroncato gli avversari veramente già in Viale della Vittoria nelle prime decine di metri. Ha impresso un ritmo che l'impressione che abbiamo, Odone, è che stia comunque continuando a spingere o quantomeno a allungare sugli avversari, anche se non li vediamo, ma i distacchi sono talmente grandi che probabilmente sta continuando a spingere. Allora, devo dire che non è che mi appassioni molto da un punto di vista tecnico il keniano. Ne ho visti, non mi piace la postura un po' caracolante delle spalle. Ripeto, è importante capire a che ritmo sta correndo, perché è un ritmo Eccole qua. Forse è il 10° chilometro, vediamo il tempo, se ci inquadrate il tempo della 29 qualcosa. È passato abbondantemente sotto, è la miseria, sta correndo velocemente, non c'è dubbio, abbondantemente sotto i 3 al chilometro. Ah no, però il 10° è qui, attenzione, il 10° è adesso e 29,36. 29,36, 24 diviso 10, 2,58 al chilometro più o meno. Beh, non è male, se regge è un bel record della manifestazione. C'è da capire appunto. Non che farcela, Ricordiamo allora il record è di 1 ora e 03,36. Ah, è 1 ora 03,36 però, questo me l'ero perso. Devo dire
siamo là per correre. Il passaggio al 10° ci dice che per secondi potrebbe anche fare il nuovo record della manifestazione, però in modo sprovveduto devo dire che non ero a conoscenza che il record fosse 1 ora 3:36, pensavo un record più alto. No, era nel 22, entrambi i record sia maschili che femminili sono stati fatti nel 22, un'edizione evidentemente fortunata. Adesso stiamo appunto uscendo dal comune di Cappellamaggiore per entrare in quello di Sarmede che ospita appunto il Giro di Boa, dove ci sarà più o meno metà gara. Abbiamo visto, come dicevo prima, il sindaco di Sarmede, lo abbiamo citato e ringraziato appunto perché gli fa molto onore il fatto di essere sempre stato presente a tutte le manifestazioni, a tutte le mezze maratone, pur non essendo nel suo comune di appartenenza, diciamo, è sempre stato ospite dall'inizio alla fine di queste gare, per testimoniare appunto l'importanza anche della collaborazione tra comuni in queste manifestazioni e per sottolineare la necessità e per ringraziare dell'impegno i volontari che sono assolutamente necessari per lo svolgimento di queste gare. Vediamo ancora il battistrada, come faceva notare il presidente Tubia, ha una corsa sicuramente stilisticamente non diciamo bella, però efficace, almeno a quanto si capisce dal tempo cronometrico fino a questo momento. Poi ci sarà da capire se questo ritmo sarà tenuto fino al termine. Ricordiamo ancora una volta che nella parte finale gli ultimi chilometri sono in leggera ascesa. Questa mattina c'era anche un vento che soffiava da nord e quindi potenzialmente in fronte ai concorrenti, quindi diciamo le energie consumate potrebbero farsi sentire nella parte finale. Siamo al chilometro 11 in questo momento, quindi abbiamo superato metà gara e siamo, vediamo se si vede il tempo, 32 qualcosa, siamo al chilometro 11, Odona. È da record della manifestazione se regge, ma ci sono i chilometri duri arrivano da ora in poi. Ecco, come... Il passaggio è da record della manifestazione senz'altro. Bene, allora quando abbiamo detto che era un'edizione record per numero di iscritti non avevamo sottolineato, e ce lo dice Odone adesso, che potrebbe anche essere un'edizione record per quanto riguarda il tempo, nonostante appunto lo scroscio iniziale. Adesso però, come si vede dalle immagini, non c'è assolutamente nessun problema di meteo, non piove più, il terreno è sì bagnato ma non è ostico, perché vedete la rugosità del fondo di asfalto non crea pozzanghere, quindi si riesce a correre senza problemi, non ci deve essere neanche scivolosità di nessun tipo, e comunque sono atleti abituati a correre in varie situazioni climatiche, quindi. Però, se posso dire, io nella mia profanità, se si dice così, mi sembra che si sia un po' appesantita la corsa rispetto a prima, o no? Stavo valutando proprio questa questione. Ora, stavi dicendo una cosa interessante, che sono abituati a correre in situazioni molto particolari i keniani. Io ho visto alcuni video. Noi ci preoccupiamo delle piste buone, loro corrono su percorsi veramente che metterebbero a duro disagio tutti noi che non siamo abituati, e fanno allenamenti, ripeto, su terreni ondulati con dei fondi stradali in condizioni direi quasi pessime e con piste che noi avremo qualche difficoltà a chiamare pista per certi versi. Ma tornando alla corsa, lo vedo un attimino più appesantito, diciamo che ha meno reazioni elastiche a livello dei piedi, e perciò non vorrei mai che i prossimi chilometri fossero i chilometri dell'accontentarsi, tanto il distacco è talmente ampio, arrivo senza fare ulteriore fatica e posso anche mollare un po', perché se succede questo è chiaro
che il record sfuma. Ripeto, 15° chilometro quando arriverà, mancano sempre 6 chilometri. 6 km, 192 metri, 97 metri per la verità. Ecco, siamo al 12° chilometro. Siamo al 12°. In 6 km succedono molte cose. Adesso abbiamo il tempo al chilometro 12? Non si vede più. Abbiamo gente che ci impedisce di vedere il tempo cronometrico. Comunque si diceva appunto di questa corsa che forse è un po' al risparmio in questo momento, anche il movimento delle spalle mi sembra più accentuato, che probabilmente anche dal punto di vista meccanico non agevola uno stile. Comunque l'importante per l'atleta è sicuramente mantenere il distacco sui propri inseguitori e adesso vedremo appunto. Adesso per esempio non è affatto male, adesso non è male. Ho cominciato a mulinare le gambe in modo diverso rispetto a prima. O era un pezzettino di percorso dove doveva magari recuperare una parte sulle pendenze e muscolarmente ha pagato un attimino, però adesso mi dà l'impressione che voglia correre e rimanere su ritmi importanti. Adesso vado a memoria, ma se non ricordo male in questo punto siamo leggermente in discesa, quantomeno in piano perfetto, mentre appunto prima era un tratto, quando appunto sembrava appesantito, era un tratto che seguiva un pezzetto di percorso in salita, quindi magari effettivamente era proprio così, stava cercando di recuperare lo sforzo nella parte di salita. Ecco, arriva anche scritto nero su bianco da Mauro Ferraro, siamo al ritmo da record della gara, vediamo al chilometro 10 Cosgei 29-29, davanti a Calale 31-39, Ceciliot terzo a 33-12, davanti a Vecchietti, come si diceva, Bernardi, Piero Jean Tonin, Fagherazzi, Piccin, Massens e Saccon. Questi sono i primi 10, il decimo è a... Vediamo anche i distacchi, sono 30, dunque 2 minuti tra il primo e il secondo, e quindi è veramente 3,44 tra il primo e il terzo, quindi è veramente un ritmo infernale quello che ha impresso il keniano Kosgei. E poi c'è un gruppetto invece più compatto di 5 atleti e poi a seguire tutti gli altri. Non abbiamo ancora notizie della prima donna, che evidentemente supera i 35-15 del decimo uomo. Intanto stiamo vedendo nelle immagini il battistrada Kosgei, siamo al chilometro 13, vediamo se si vede il tempo, vedete? 28, 30, sì, appunto, 38-31 al chilometro 13. Allora, 38 e 31 al chilometro 13. Adesso vediamo se riusciamo a interpretare. Senza occhiali. Chilometro 10, non abbiamo il chilometro 13, abbiamo il chilometro 15. Tu continua pure la diretta, io mi faccio Fa il conto, bene, fa a mente il conto. È Oddone che ci aiuta anche in questa diciamo, stima del possibile tempo al traguardo. Abbiamo una tabella, ma chiaramente non segna tutti i chilometri. Sta correndo ancora forte. Perché 38 e 31, se 3 al chilometro e 10 chilometri sono 30 minuti, era passato in 29 alto, perciò calcoliamolo sulla media di 3 al chilometro per facilità nostra di calcolo, dico. Se aggiungiamo 3 chilometri a quei 30 minuti sono 369. Vuol dire 39, è passato in 38 e 31. I 10 km la media era 2,56 al chilometro, che non è malaccio, attenzione, e sta mantenendo il 13° chilometro, era ancora perfettamente in linea. Quindi mantiene il ritmo sotto i 3 al chilometro e quindi potenzialmente siamo davvero in clima di record della gara.
Tanto vediamo e salutiamo lo speaker della gara, Alex Geronazzo, che anche quest'oggi delizia le ugole e le orecchie degli ascoltatori. In questo momento infatti c'è un momento di pace perché lui si è staccato dal suo microfono. Adesso vediamo se riusciamo a farlo raggiungere la nostra postazione. Un secondo. Sì. Niente, è scappato, ma magari dopo riusciamo a portarlo qui da noi, da un microfono all'altro. Intanto continuiamo a vedere il nostro battistrada che segue, però vediamo anche il presidentissimo di Vittoria Atletica, Roberto Biz, qui in veste di libero cittadino, però sai, quando uno è un'autorità nel campo sportivo non può esimersi da rispondere alle domande del lumine cronista. Vieni qua, bravo. Ecco, esatto, tipico idioma locale. Aspetta che abbasso anche il ginocchio da qua. Allora Roberto, è una domenica di festa, nel senso che non hai impegni evidentemente in campi di gara, ma come sta andando la stagione della tua squadra? La stagione è cominciata molto bene, i ragazzi hanno fatto anche degli ottimi risultati anche a livello nazionale, quindi siamo contenti, è un proseguo. Adesso stiamo costruendo tutti i vari elementi per quanto riguarda la stagione dei CDS. Tra l'altro quest'anno avremo di nuovo la finale dei CDS regionali in pista a metà maggio, quindi la categoria? Categoria assolute, avremo però. categoria donne assolute, dovrebbe essere confermata la data del 16 e 7 maggio che verrà fatta in combinata con Conegliano, dove dovrebbe esserci quella maschile, quindi sinistra Piave sugli scudi. Sì, esatto, sinistra Piave sugli scudi, quindi siccome noi abbiamo possiamo dire di vantare una buona squadra sul femminile, è giusto in questo caso ospitare, ma lo abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre ospitato manifestazioni finché ci sarà possibile e continueremo a farlo, insomma. Un anno l'abbiamo fatto anche una lunga diretta, se non ricordo male, ma volevo chiederti un'altra cosa a proposito di manifestazioni che organizzate. Oltre a questo, qualcosa su strada ci saranno anche quest'anno? Sì, assolutamente, noi facciamo parte del circuito del Grand Prix Giovani, che ricordo è una manifestazione che prende parte del Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, e noi continueremo come sempre ad organizzarla. È una manifestazione che va dalla categoria dagli esordienti, poi noi mettiamo dentro nell'appuntamento che facciamo e che faremo anche quest'anno l'11 luglio, mettiamo dentro anche la categoria dei master, cercando di ampliare il più possibile lo spettro di partecipazione alla manifestazione. Lo faremo nelle nostre more, il nostro intento è di farlo sempre nella zona della pista di atletica, al di fuori, visto che l'anno scorso avevamo collaudato il nuovo percorso, sempre su strada, utilizzando la pista ciclabile lì attorno alla pista. Intanto ringraziamo Mauro Ferraro che ci aggiorna sulla gara femminile. Al chilometro 10 è in testa Manuela Bulf, lo avevamo detto, la bellunese era una delle favorite, che era a 37,19. Di 13 secondi precede Francesca Crestani, quindi qui la lotta per la vittoria c'è, anche perché 37 secondi dopo la Crestani c'è la Sartori, quindi le prime tre atlete sono comprese in meno di un minuto, quindi almeno a livello femminile un po' di battaglia c'è, se non c'è a livello maschile. Ascolta, ti chiedo adesso un'altra cosa. Dacci qualche novità, qualche gara nuova, qualcosa di nuovo. In serale non volete proprio fare niente qua in centro, che ogni anno lo propongo e non riesco a vederlo realizzato. L'idea c'era qualche anno fa di fare qualcosa di serale. Non è detto che per il decennale di Vittoria Atletica, visto che il prossimo anno scatta il decennale, nell'ultimo miglio per quanto mi riguarda da presidente... mai mettere limiti. No, bisogna porre il limite del traguardo, quindi potrebbe essere, quindi mai dire mai, insomma. C'è sempre qualcuno del direttivo che spinge per questo, però dobbiamo raccogliere le forze per pensare a una cosa del genere. Ascolta, parla a Oddone che era qua in giro, l'hai visto? Loro organizzavano una bellissima gara in centro a Sernaglia
a eliminazione diretta, era un circuito di eliminazione, era molto spettacolare, qui in centro di sera sarebbe proprio fattibile d'estate. Eh beh, insomma dai, perché non Oppure pensare? mi piacerebbe anche vedere una gara eliminazione sui 100 metri del viale dritto illuminato. Potrebbe essere un'idea, dai, proviamo a pensarci, dai, ce lo prendiamo come fioretto per questa stagione. Ci diamo anche fioretti così, il nostro amico Fulvio che ci starà seguendo sicuramente dietro lo schermo. Allora grazie Roberto, buon proseguimento di giornata. Grazie anche a voi e come sempre bravi, bravissimi, perché insomma portare in televisione l'atletica non è facile, soprattutto se poi si fa dinamica locale, bravi, e comunque un complimenti alla società organizzatrice che vive come noi di volontariato e sono dei grandi, insomma, perché per gareggiare ci vuole anche chi organizza e loro sono dei grandi. Esatto, grazie a Roberto Bizza, approfitto della presenza di Vittorio Buriola, presidente della scuola di maratona, se ci raggiunge qua, e così facciamo, intanto che vediamo le immagini, è sempre il battistrada, insomma l'avete preso uno che è troppo forte, lui è partito e vincerà a meno di qualche problema con un netto distacco, e sta viaggiando su ritmi da record della corsa. Ma infatti abbiamo avuto appunto questa ultima entrata proprio dell'ultimo momento, sapevamo che era uno forte, però che fosse così forte non lo pensavamo. A me dispiace sempre un po' il fatto che ci sia questo distacco così importante tra il primo o tra i primi, perché le gare sono belle quando vengono vinte all'ultimo minuto. Oggi abbiamo anche i due partecipanti vincitori dell'Eroica 15-18, Vecchietti e Bernardi, che oggi si sfidavano. E quindi è bello proprio il fatto che si riesca a fare un qualcosa di competitivo fino all'ultimo. La giornata ci ha graziato, siamo contenti anche del fatto che vedendo in giro purtroppo tante manifestazioni che chiudono, e ci dispiace. Quest'anno per noi sia stato molto importante in quanto abbiamo superato di gran lunga i 1000 partecipanti, e questo ci fa ben sperare anche per le prossime edizioni. Dicevamo appunto, ci hai anticipato, edizione record dal punto di vista, forse vedremo, del tempo cronometrico, ma sicuramente del numero di iscritti, e quindi è una manifestazione che all'inizio del secondo ventennio di edizioni, scusate, del secondo decennio, si dimostra in ottima salute e continua a essere una gara appetita dagli concorrenti, perché nonostante il meteo siamo davvero in tanti. Quest'anno mi sembra che sia tutto in ordine, il percorso è solito, la macchina è oliata, insomma. Allora, la macchina è garantita dalla presenza, come dico sempre, dei volontari che contribuiscono con la loro presenza, ma soprattutto anche con la loro professionalità, nonostante sia un'attività appunto volontaria, a garantire che tutto venga eseguito secondo le prescrizioni che ci diamo in fase di preparazione. È chiaro che nel momento in cui si hanno condizioni meteo come queste si spera sempre che non ci siano, però quest'anno abbiamo avuto la fortuna che lo slot di pausa di pioggia è stato proprio nel momento in cui dovevano partire gli amici di Diego e i mezzi maratoneti, e quindi siamo stati fortunati perché c'è stata una bellissima partenza con un fiume di persone che ha attraversato la partenza proprio. Ascolta, hai citato i volontari, che è giusto ringraziare sempre per la loro disponibilità e generosità e anche professionalità, come giustamente dicevi. Più o meno quante persone avete coinvolto per oggi? Credo siamo sull'ordine delle 140 persone, più quelli della marcia. Quest'anno abbiamo avuto anche lo sponsor Coop che ci ha dato una mano con un ristoro, quindi è chiaro che i ristori sono fondamentali, anche se magari non fa caldo, ma il tè caldo serve a tutti quelli che corrono. È chiaro che i primi che fanno prestazione non si fermano, ma diciamo gli atleti tradizionali, abbiamo avuto persone che sono venuti giù in gruppo da Monza Brianza, ho visto delle auto targate Austria, ho visto delle auto targate Slovenia, quindi diciamo che, come dicevi giustamente, stiamo vivendo un momento dove questa manifestazione,
che è bellissima proprio dal punto di vista paesaggistico e è un po' un'anomalia nelle mezze maratone che si trovano in territorio, diciamo, locale, proprio perché non si basa solamente sul piano, ma va attraverso anche vigneti e parti, diciamo, turistiche che fanno parte del nostro territorio, che è appunto patrimonio dell'UNESCO per la parte del Prosecco. Nel frattempo, mentre parlavamo, ci siamo persi l'innesto, diciamo, nella pista ciclabile, la ciclopedonale del Meschio, che è appunto lungo il fiume che transita per Vittorio Veneto, porta al traguardo. Diciamo, è l'ultima parte della corsa che è cominciata col battistrada, perché appunto ha intrapreso questo percorso. Vedete sulla destra delle nostre immagini il fiume, e qui appunto la strada punta verso, siamo a zona San Giacomo di Veglia, punta verso il centro di Vittorio Veneto, dove è situato il traguardo. Quindi, diciamo, è l'ultima parte della gara, che, come abbiamo già detto più volte anche oggi, va presa con attenzione. Siamo al chilometro 17, quindi mancano 4 chilometri, e sono 4 chilometri in leggera ascesa. Tu, Vittorio, hai corso tanto e ci puoi confermare, credo, che questi 4 chilometri, che sono gli ultimi, sono anche in leggera ascesa, qualche volta col vento contrario, sono duri da percorrere. Ma infatti credo che sia proprio un metodo che uso quando mi viene chiesto che tipo di manifestazione è. Io dico: dividetela in 3 parti da 7 km, perché la prima parte è in discesa e ti voglia correre, e quindi se esaurisci un po' le forze lì ti trovi poi un falso piano che ti porta a un livello, diciamo, più basso, e poi gli ultimi 7 km sono praticamente in salita, leggera salita, perché in totale sono 180 metri di dislivello, ma in realtà sono i più faticosi, perché se hai esaurito le forze prima, chiaramente ti trovi in difficoltà. Certo, quindi è la parte più delicata. Va anche detto che il divario tra il primo e il secondo è tale per cui, anche se dovesse pagare un po' di fatica, non dovrebbe avere problemi a concludere vittoriosamente la sua gara, però potrebbe rimettersi dal punto di vista del tempo cronometrico, che potrebbe sfuggirgli appunto il primato della corsa, che era nelle sue mani fino a quando appunto correva sotto i 3 al chilometro, quindi era davvero alla sua portata. Comunque lo vedremo. Adesso stiamo per arrivare in zona la cosiddetta Casa delle Occhette di Vittorio Veneto. Sulla sinistra vedete il nuovo complesso residenziale con l'albergo, che tra un po' diventerà anche la zona di quell'albergo lì. Invece sulla destra adesso vedete quell'edificio lì, cosiddetto Casa delle Occhette a Vittorio Veneto. Poi si girerà di nuovo verso sinistra per salire. No, adesso si gira a destra e poi si gira a sinistra per salire al centro di Vittorio Veneto. Siamo dunque vicini. Sì. Vi lascio, vado a ricevere il primo arrivato, e grazie a tutti per la partecipazione, per il coinvolgimento nonostante la pioggia. Grazie a te Vittorio, complimenti per questo record anche di questa edizione. Ricordiamo appunto anche che è interessante, poi abbiamo sempre parlato di uomini, di keniani, la bella gara che c'è a livello femminile tra Manuela Bulff, che circa a metà gara guidava la corsa con 13 secondi di vantaggio su Francesca Crestani, che a sua volta precedeva di 37 secondi Elisa Sortore, quindi in meno di un minuto, precisamente in 50 secondi, le prime 3 che sicuramente si daranno battaglia per costituire il podio femminile di questa 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Siamo in zona, ormai vediamo chilometro 18, vediamo il tempo, non riesco a vedere il tempo cronometrico, siamo 54,17 circa, quindi 54,15 circa al 18° chilometro, e quindi non credo che riusciremo, anzi sicuramente non riusciremo a stare sotto l'ora, ma siamo ancora a livello da record della gara. Ricordiamo che è del keniano Nieru, ottenuto nel 2022, 1 ora 03:36. Siamo ancora potenzialmente in tempo da record della corsa. Questa è la prestazione di oggi del keniano Jacob Kipkorir Kosgei.
perché come diceva il presidente della società organizzatrice della scuola di maratona, si è aggiunto quasi all'ultimo e diciamo è arrivato alla fine e si è portato via il meglio, perché con ogni probabilità andrà a vincere questa 11ª edizione e possibilmente anche a stilare il record della corsa. Siamo in un tratto di corsa, vediamo se riesco a non far crollare tutto il mio tavolino, perché adesso si alza anche il vento e quindi diventa sempre più impegnativo il racconto di questa manifestazione. Vediamo, stiamo per risalire dal tratto di niente da fare, adesso devo fare qualcosa per fermare i miei fogli. Ringrazio la regia, perché altrimenti stiamo inquinando i giardini pubblici con i nostri fogli. Meno male che non c'è una telecamera che inquadra quello che sta succedendo, perché sarebbe da scherzi a parte oppure da blob, non lo so, da paperissima forse. Allora, eccoci qua, siamo passati sotto la via del Cansiglio, si passa sul ponticello, quindi si girerà a destra con una curva secca da 90 gradi per cominciare a risalire continuare a risalire verso il centro di Vittorio Veneto. Adesso siamo in zona Meschio, a sinistra vedete le bellissime medaglie che saranno sicuramente un orgoglio per gli arrivati e anche un piacere da avere, perché sono veramente belle quest'anno con questo nuovo logo della Maratonina della Vittoria. Ecco, abbiamo raggiunto il quartiere di Meschio, stiamo per passare dietro la chiesa di Meschio. Questo è un tratto che vedete è in senso vietato, ovviamente relativamente alle macchine. Stiamo per arrivare al punto dietro la chiesa di Meschio, siamo a chilometro 19, vediamo se ci dicono la regia il tempo. Chilometro 19, 57,37 al chilometro 19, siamo davvero vicini alla possibilità di arrivare al record della corsa. Stiamo transitando in questo momento dietro la chiesa di Meschio, vediamo già le immagini, c'è eccitazione in zona traguardo perché stiamo per avvicinarci ormai al momento decisivo della corsa, nel senso del passaggio del traguardo. Chiaramente i momenti decisivi sono stati qualche minuto fa, direi da quando si è partiti, perché appunto il ritmo impresso dal battistrada è stato tale per cui non c'è stata possibilità per nessuno di stargli dietro. Intanto vediamo se riusciamo a mettere un po' di ordine tra le nostre carte. Eccoci qua. Eccoci, siamo passati uno degli ultimi tratti della pista lungo il Meschio, i tratti decisivi finali. Sulla destra vedete la pista di atletica di Vittorio Veneto, adesso si passerà sul ponticello con una volta a 90 gradi sulla sinistra, da prendere con attenzione perché chiaramente si passa sul ponticello legnoso che può essere scivoloso, ma sicuramente questi sono atleti, come diceva Oddone Tubì, abituati a gareggiare in tutte le condizioni, quindi non hanno davvero problemi. Siamo in questo momento sulla destra, vedete la piscina di Vittorio Veneto e tra poco ci sarà uno strappetto di qualche metro, si supererà la
Viale Vittorio Emanuele, chiudendo diciamo un anello aperto in inizio di gara. Poi ci sarà un breve tratto ancora di pista ciclabile lungo il Meschio fino al complesso di Vittorio 2, dal quale poi si passerà in zona proprio centrale. Si rientrerà alla fine in Viale della Vittoria, non immediatamente verso il traguardo, ma puntando per una decina di metri o forse qualcosa di più verso nord, poi un giro di boa secco da 180 gradi e si punterà sul traguardo con gli ultimi 100 metri di rettilineo in direzione nord-sud per passare sotto il traguardo e vincere l'11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Bene, vediamo Kosgei in scioltezza a questo punto. Chissà se è consapevole del fatto che sta potenzialmente per battere il record della corsa. Magari se lo sapesse potrebbe spingere ancora qualcosa di più forse. Comunque adesso c'è in questo momento il passaggio che dicevo su Viale Vittorio Emanuele. In questo punto gli atleti poco dopo la partenza sono transitati in senso perpendicolare. Ora si punta ancora verso nord, verso il complesso residenziale Vittorio 2. Sulla destra ci sono le scuole, il campus scolastico con la nuova palestra inaugurata qualche settimana fa, la palestra del liceo e dell'istituto alberghiero. Tra un po', tra qualche decina di metri, ci sarà un'altra svolta a sinistra con un passaggio sul fiume Meschio, sul Ponticello, e poi davvero siamo nelle battute finali di questa 11. Battute finali si fa ovviamente, si riferisce al vincitore, poi si sa che le mezze maratone hanno un tempo limite di 3 ore, quindi per 3 ore, e quindi ne mancano ancora 2 di gara per permettere a tutti gli 800 e rotti partecipanti, che sono 858 partiti di oggi. Ecco il passaggio sul fiume Meschio, siamo ancora in zona record, eccoci, vediamo il passaggio in zona Vittorio 2. Adesso la moto avrà qualche difficoltà forse nel passaggio sulla statale. Siamo adesso in un passaggio delicato per la moto, speriamo che anche quest'anno riesca a passare indenne. Vediamo, c'è grande eccitazione per vedere se Jacob KiprolIr-Kosgei è in grado di battere il record della corsa, superata la chicane difficile per il pilota della nostra moto, Alessandro Bolzan. Adesso l'immagine è staccata sul traguardo, ecco siamo tornati, ultime curve, ultimi metri, eccoci nella zona diciamo siamo qua molto vicini siamo in via Fogazzaro. Vedete, quando arriverà in cima a questa strada girerà verso destra, eccolo là, adesso è girato verso destra, ci sarà, dove c'è l'altezza del camion che chiude il Viale della Vittoria, ci sarà il giro di boa e il ritorno. Ha fatto una chicane un po' lunga in realtà, speriamo che non gli sia costato il primato della corsa. Invitiamo la regia a dirci il tempo esatto quando transiterà sul traguardo, ma siamo sicuramente a livello da primato della corsa. 1:04:31, niente da fare. È andato un po' lungo per un minuto circa di ritardo, non è riuscito a conquistare il record della corsa. Vediamo
In questo momento Roberto Toniatti, il capo presidente dei Pacers, che a favore di fotografi invita il vincitore a alzare lo striscione d'arrivo e a festeggiare così la sua vittoria. 1 ora 04:31, ecco le foto ricordo non dimentichiamoci, ecco qua siamo già a foto ricordo, state attenti che stanno arrivando anche tutti gli altri, a partire dal secondo classificato che dovrebbe essere Ismael Kalale keniota. Vedete, tutte queste manifestazioni di giubilo dimostrano quanto tempo sia passato tra il primo e il secondo, perché qui hanno fatto le foto, abbracci, baci, e intanto la gara è in svolgimento e il secondo arrivato ancora anzi non è ancora arrivato, il secondo concorrente è ancora in corsa. Qui c'è tutto il tempo di coprire il vincitore, siamo, vedete, 1 ora 05:50, del secondo ancora non c'è notizia. Chissà se ci diranno, ci fanno vedere dove si trova. Ecco Kosgei. Vediamo, siamo 1 ora 06. Vediamo questa bellissima inquadratura. Vediamo con queste coperte leggerissime ma molto efficaci. Sapete che queste sono, da un lato mantengono al caldo, da un lato mantengono al freddo, è davvero, è un foglio, sembra un foglio di alluminio e in realtà a seconda del lato che si mette, con un colore oro, colore argento, tiene caldo, tiene freddo. E sono fondamentali appunto per salvaguardare la salute degli atleti dopo questo grande sforzo e appunto per evitare di prendersi dei colpi di freddo dopo la grande fatica e il sudore. E appunto adesso ci siamo con i giudici della Federazione Italiana di Atletica Leggera, i cronometristi, che stanno appunto tenendo conto ecco, lo vediamo il secondo in classifica in questo momento, Ismael Kalale. Siamo ancora prima dell'ingresso in via Brandolini, via Fogazzaro, quindi ne avrà ancora un minutino buono. E quindi vedete che davvero il distacco tra il primo e il secondo è stato impressionante, ha confermato, diciamo, il ritmo che ha impresso fin dal primo momento di corsa. Vediamo il pubblico che sta attendendo l'arrivo dei concorrenti di questa 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Siamo a 1 ora 07:45, vuol dire che siamo 1 ora 20 di diretta ormai qui sulla Tenda TV da Vittorio Veneto, Tenda TV che non poteva mancare da questa ennesima edizione della nostra corsa. Vediamo diciamo, la panoramica del traguardo. Vediamo in questo momento il tratto finale, sta per entrare, ecco che sta entrando il secondo, ormai possiamo chiamarlo il secondo classificato, Kalale, keniano. Vedete che lui ha fatto il percorso corretto, quindi ha fatto la curva secca, mentre l'atleta di prima l'ha fatta un po' più lunga, ma sicuramente non è questo che gli ha fatto perdere il record, perché il tempo era nettamente superiore a quello stabilito nel 2022. Ecco il secondo classificato, Ismael Kalale del Kenya a Vittorio Veneto. Eccolo qua, 1 ora 08:56, questo è il suo tempo. Un tempo chissà se lo soddisfa, comunque secondo classificato, è davvero una prestazione che lo può rallegrare. Secondo posto per lui, è stato tutta la gara al secondo posto e ha portato a termine la sua fatica. Adesso resterà da capire chi sarà il terzo. Ricordiamo che a metà gara era Federico Ceciliot, ma aveva un vantaggio di 1 minuto sul quarto, era un gruppetto col quarto, però è da capire se il gruppetto sarà rimasto compatto, se si sarà avvicinato a Ceciliot.
Intanto approfittiamo di questo momento in attesa del terzo, invitiamo Ivan Cao, già presidente della scuola di maratona, ma comunque sempre impegnatissimo, responsabile degli atleti. Allora Ivan, i keniani hanno stravinto, adesso vediamo gli altri, vediamo la gara femminile, ma possiamo già cominciare a tirare un bilancio di una... Abbiamo sfiorato il record della corsa, forse se c'era un po' più bagarre davanti poteva anche arrivare al record della corsa, ma è importante aver ottenuto il record di partecipanti. Sì, no, siamo veramente contenti, è stata una giornata impegnativa dal punto di vista nostro, sia del meteo come hai potuto anche tu apprezzare. Io ero sul percorso come responsabile apripista, è andato diciamo bene tutto il giro. Ringrazio innanzitutto i volontari che anche sotto l'acqua si sono prestati anche a dare servizio in questa giornata. Gli atleti hanno fatto il loro, lui è subito partito con l'acceleratore a tutta, quindi veramente bravi. Scusa se ti interrompo, stiamo vedendo nelle immagini il gruppetto degli inseguitori, chiediamo alla regia se si sa se il terzo è stato riassorbito in questo gruppetto, probabilmente no. È già passato il terzo, quindi si lotta per la medaglia di legno. Abbiamo visto il vittoriese Fabio Bernardi assieme a Matteo Vecchietti, che abbiamo già citato in precedenza. Scusa, ti ho interrotto, Ivan. Sì, appunto i due hanno fatto il loro ritmo, l'unica cosa, ecco, ci è mancato qualche locale con tempi attorno all'ora e 10, però altre manifestazioni li hanno portati in luoghi diversi oggi, però comunque tutto sommato siamo contenti, i numeri ci danno ragione. Si è parlato tanto di eroica, ma in effetti ormai organizzare eventi del nostro... Eroica ogni anno. Esatto, per noi sta diventando veramente eroico organizzare qualcosa, quindi adesso ci godiamo il terzo arrivato, se non sbaglio. Vediamo appunto il terzo arrivato, che dovrebbe essere Federico Ceciliot, che è così da diversi metri. Arriva dal ciclismo, se non sbaglio, questo ragazzo. Ecco, un ciclista prestato alla maratona o una maratoneta prestata al ciclismo? Questo non lo sappiamo, magari glielo chiediamo se ci raggiunge qua. Ma approfitto della tua presenza, Ivan, perché so che il tuo impegno non finisce stasera, ma ci sono i trail che arrivano. Sì, adesso abbiamo la non competitiva a Savassa della panoramica il 28 marzo, dopodiché ritorniamo sul Mondo Trail con il Patriarca il 12 aprile. Anche qua abbiamo già dei bei numeri come iscrizioni, dopo Ridge Trail anche il Patriarca sta diventando veramente una manifestazione di riferimento per il mondo trail. Siamo molto contenti, quindi poi sai che il fuoristrada è la mia passione. Quindi... Ascolta, a parte il fuoristrada, adesso ho fatto al presidente Beats prima, ti devo chiedere anche qualche novità. Organizziamo anche una gara nuova, cos'è che potreste inventare di nuovo? Beh, diciamo che adesso come gare dobbiamo decidere cosa fare per il ventennale nostro, quindi forse... Lui ha il problema del decennale, esatto. Voi del ventennale. No, stiamo pensando forse di riproporre l'eroica in versione così autogestita a settembre. Spiega cosa vuol dire versione autogestita. Nel senso che era piaciuta molto la manifestazione, quindi riproporre per festeggiare i 20 anni di scuola di maratona, visto che si chiama maratona, la maratona dell'eroica, però diciamo non con la chiusura delle strade ufficiali, ma magari in gruppo da noi e gestito, quindi fare il giro della 42 km nella vallata e rientro qua. Ah, ok, vabbè, ci spiegherete, ma il ventennale è quest'anno o il prossimo? No, quest'anno. Ah, sì. Quindi dovete sbrigarvi? Esattamente, sì. Va bene, allora ringraziamo Ivan Cao e avrai ancora da fare anche per oggi. Assolutamente, perché come tutte le cose c'è anche sempre il post, quindi e dopo sempre testa bassa, vi aspettiamo il 28 a Savassa per la marcia panoramica, ci vediamo il nostro bel Fabio Bernardi che se l'è lottata veramente. E ha superato Vecchietti, vediamo che Vecchietti è arrivato dopo con la lingua fuori. E comunque vedi che loro dicono che fanno la passeggiata ma alla fine non fanno mai una passeggiata. Alla fine non si riesce ad andare piano, eccoli qua sicuramente l'abbraccio tra i due. Se la giocano veramente fino alla fine, bravi. E dopo vi aspetto il 12 aprile a Villa di Villa, Trail del Patriarca. Bene, grazie Ivan Cao, buon lavoro ancora per oggi, grazie di averci portato il suo saluto e la sua simpatia e adesso torna a lavorare. Vedete abbracciati i due amici Matteo Vecchietti e Fabio Bernardi.
e non abbiamo visto, mi pare che sia arrivato davanti Bernardi rispetto a Vecchietti, però insomma aspettiamo l'ufficialità delle graduatorie. 1:4:32 è il tempo ufficiale del vincitore. Vediamo la panoramica cosiddetta della zona a traguardo, in attesa dell'arrivo delle prime donne per capire il podio. Ricordiamo il podio maschile è completato da Federico Ceciliot, quindi primo classificato Jacob Kiprorir Kosgei, secondo Ismael Kalale, terzo Federico Ceciliot. Tanto continuano gli arrivi degli atleti, questo è il 10º, mi dicono. Un 10º posto a una maratonina da 1000 partecipanti è comunque una bella soddisfazione. Nel frattempo spunta un sole beffardo, dopo averci deliziati col diluvio, il cielo manda un po' di sole. Eccoci qua, il traguardo del numero 706. Eccoci. Vediamo anche questo atleta, il numero 18 arriva, eccola inquadrata, la prima donna inquadrata, e stiamo per arrivare. Non è ancora questa, l'abbiamo vista di passaggio in precedenza. Ecco le donne, prima e seconda donna inquadrate. Vedete che la lotta sarà molto, molto intensa, perché sono una accanto all'altra. Siamo ancora in zona pista ciclabile, quindi c'è ancora da percorrere un po' di strada, e sappiamo che gli ultimi metri sono pesanti, ma soprattutto c'è il brivido del tentativo della vittoria. Vediamo le prime due atlete seguite dalla moto, che correttamente ci ha fatto vedere. Stiamo per passare sul ponticello per arrivare in via Brandolini tra poco, e quindi siamo nel momento decisivo. La gara è assolutamente aperta, perché le prime due battistrada sono separate da pochissimi metri. Adesso mi pare che la battistrada abbia leggermente allungato, quindi forse ha un po' di energia in più. Se riuscissimo a vedere i numeri, ma eccoci, sono prima e seconda. Eccoci, tra poco le vedremo entrare in via Brandolini. Siamo davvero a poche decine di metri dal traguardo. Entrerà in via Brandolini, scenderà verso via Fogazzaro. Eccoci qua, questo è un passaggio ostico. Gireranno alla fine di questo tunnel, gireranno a sinistra in via Brandolini, poi subito a destra in via Fogazzaro, e poi sarà Viale della Vittoria per il rush finale, che sarà, non dico in volata, ma quasi. Eccoci pronti a vedere chi sarà la vincitrice della gara femminile. Intanto è arrivata la classifica ufficiale, dopo divideremo i nomi della classifica ufficiale dei primi 10 maschi, ma intanto godiamoci questa parte finale della gara femminile. Eccoci qua, adesso vediamo le due battistrada. Non riesce la seconda, spinge ma non riuscirà a raggiungere la battistrada. Eccoci, siamo ai metri finali.
Manuela Bulff è la vincitrice della Manuela Bulff vince la 11ª maratonina della Vittoria davanti a Francesca Crestani, se non abbiamo visto male. Vediamo anche lei provata dopo questa vittoria. Sicuramente il fatto di avere la diretta avversaria a pochi passi le ha reso la vita difficile. Vediamo il numero della seconda. Eccoci. Manuela Bulff, la ballunese, data tra le favorite della vigilia, ha confermato questo pronostico, è andata a vincere la gara femminile, appunto. L'11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Vediamo intanto la classifica ufficiale della gara maschile. Vediamo il presidente della scuola di maratona che posa con la vincitrice Manuela Bulff, accanto a loro Roberto Tomiatti. Vediamo allora di recuperare la classifica ufficiale della gara femminile, maschile, scusate. Ha vinto Kiprorir Jacob Kosgei in 1 ora 04:32. Tanto vediamo quando arriverà la terza classificata. Al secondo posto Ismael Kalale in 1 ora 08:55. Al terzo posto il pordenonese Federico Ceciliotti 1 ora 12:09. Quarto posto al vittoriese Piero Jean Tonin in 1 ora 13:51. A seguire Marco Piccin, Fabio Bernardi, Alessandro Fagherazzi, Matteo Vecchietti, Andrea Fiorotti e Leonardo Massens. Questi i primi 10 della gara maschile. Intanto sono rientrati i nostri operatori motociclisti, Alessandro Bolzan, autista, e il cameraman Mirko Andreetta. Eccoci qua. Adesso stiamo aspettando la terza classificata nella gara femminile per completare il podio. Eccoci, vediamo, continuano gli arrivi. Ecco la terza donna. Elisa Sartori al terzo posto, quindi nello stesso ordine con cui erano al 10° chilometro, si sono piazzati al traguardo. Ha vinto Manuela Bulff davanti a Francesca Crestani, terza Elisa Sartori. Questo ha completato dunque anche il podio femminile. Maschile e femminile sono completi. Adesso è tempo per raggiungere tutti gli altri. La gara proseguirà, come abbiamo detto, il tempo massimo è di 3 ore e quindi ci sarà ancora tempo per entrare in graduatoria. Adesso chiediamo al nostro collaboratore, vediamo se dopo riusciranno a farci avere qualche ospite nella nostra postazione, che è un po' più defilata rispetto al solito, per permetterci di resistere alle intemperie. Stanno continuando gli arrivi. Vediamo, come dicevamo all'inizio, ogni atleta che arriva festeggia, appunto perché l'importanza è di cercare di migliorare il proprio personale, al di là appunto del piazzamento nella classifica generale. Ricordiamo allora la classifica generale della 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Kiprorir Jacob Kosgei ha vinto davanti a Ismael Kalale e Federico Ceciliotti in campo maschile. In campo femminile Manuela Bulff ha preceduto Francesca Crestani e Elisa Sartori. Questi due podi già scritti delle due gare maschile e femminile della
Maratonina della Vittoria. Intanto continuano gli arrivi sul rettilineo finale del Viale della Vittoria. Secondo la tradizione, nella direzione nord-sud, ecco un atleta della Scuola di Maratona, società che ha organizzato anche questa edizione. Vediamo che continuano gli arrivi, un altro atleta della Scuola di Maratona, e continuano ad arrivare gli atleti. Vedete che distacchi che si sono creati, ma del resto abbiamo visto anche a livello di vincitori che il primo ha superato di 4 minuti e 24 il secondo e di 7 minuti e 37 il terzo, e addirittura di 9 minuti e 20 il quarto, quindi veramente il vincitore ha impresso un ritmo assolutamente insopportabile per tutti gli altri, è andato al traguardo in una progressione che a lungo ha fatto pensare al record della corsa, e poi però è sfuggito per probabilmente il fatto anche di essere stato quasi tutta la gara da solo, non l'ha aiutato a tenere il ritmo, a spingere in modo adeguato. Vediamo intanto la panoramica della zona traguardo, dove stanno continuando ad arrivare i concorrenti di questa 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Vediamo il Viale della Vittoria, l'ultimo tratto. Mi sembra che ci sia un'atleta donna in arrivo che potrebbe essere la quarta classificata, mi sembra di vedere. Ecco, sì. Silvia Zanusso è la quarta classificata, Silvia Zanusso, quarta classificata nella gara femminile, che è stata vinta, lo ricordiamo, da Manuela Bulff davanti a Francesca Crestani e Elisa Sartori. Continuano gli arrivi al traguardo. Questo è l'ultimo tratto di Viale della Vittoria. Sappiamo che gli atleti quando si inseriscono girano verso nord per poi fare un'inversione a U o a 180 gradi come preferite per fare l'ultimo tratto, e questo è per arrivare ai 197 metri dopo i 21 km, che sono la distanza precisa di una mezza maratona. Ecco, è arrivata la quinta atleta. Vediamo che ormai le due classifiche si stanno rimpolpando. Siamo all'ora e 30, anzi a 1 ora 28 e rotti, quindi siamo potenzialmente a metà gara, perché come abbiamo detto il tempo limite per una mezza maratona è di 3 ore, mentre come sappiamo la maratona, che sono i 42 km e 97 metri, sono 6 ore. 3 ore saranno appunto il tempo massimo entro il quale bisogna concludere la mezza maratona. In caso non ci riescano, salutiamo Alessandro Bolzan, che ci saluta, ha finito la sua fatica per oggi e va a asciugarsi dopo aver condotto la moto sapientemente e aver accompagnato il nostro cameraman Mirko Andretta a farci gustare la corsa metro dopo metro. E intanto continuano gli arrivi al traguardo. Ecco che continuano gli arrivi. Tanto il cielo si è aperto, ma ci sono delle nuvole nere all'orizzonte.
che non promettono nulla di buono, ma intanto gli atleti non si accorgerebbero perché per loro il più è fatto. Vedete che arrivano al traguardo gli atleti inquadrati dal nostro Michele Dalmagro. Ecco un pacer. Probabilmente dopo avremo anche Roberto Tomiatti, il presidente dei Pacer, che ci verrà a salutare come ogni anno del resto. Ecco, tra poco sarà tempo anche delle premiazioni della non competitiva che sicuramente seguiremo. Continuano intanto gli arrivi, ci eravamo un po' assentati per cercare di recuperare un foglio tra il cartoccio di fogli bagnati che ci sono volati via, abbiamo recuperato. Continuano, vediamo gli arrivi di questa 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Adesso sicuramente ci raggiungerà qualche ospite nella nostra postazione. Confidiamo anche nella presenza di Roberto Tomiatti, che è l'atleta che vedete inquadrato sulla sinistra con lo zaino arancione. Ci siamo salutati a distanza prima durante un'altra intervista e sicuramente verrà a raccontarci qualcosa dei suoi pacer immancabili qui a Vittorio Veneto. Ecco, che sta salutando tutti i vari atleti che compiono la loro fatica. Hanno concluso i 21 km e 197 metri di questa mezza maratona. Ecco, vedete che brindano a favore di fotografi, a favore di telecamere, ma anche per se stessi, per aver concluso la loro fatica. E chissà se ciascuno di questi atleti che arriva al traguardo ha ottenuto il tempo cronometrico che immaginava o che sperava. Vediamo che stanno continuando ad arrivare anche un'atleta, una donna, questa sicuramente è rientrata nei primi 10. Eccoci, continuano intanto ad arrivare, aveva perso qualcosa, forse il chip, speriamo di no per lei, perché se ha perso il chip ha perso anche qualche secondo di tempo. Un'altra donna al traguardo, ormai penso che anche le prime 10 donne siano arrivate, per cui tra poco avremo la classifica ufficiale delle prime 10 donne, come abbiamo avuto quella dei primi 10 uomini. Non c'è stato allora il primato della corsa, a lungo lo abbiamo evocato perché il ritmo era quello giusto. Chissà come mai non si è riusciti ad avere questo primato, quando a lunghi tratti il battistrada ha corso a 3 minuti a chilometro e quindi era alla sua portata il primato, che quindi rimane stabile, di Peter Nwaneki Nieru, keniano, che nel 2022 ha chiuso la corsa in 1 ora 03:36, e anche in campo femminile Zipora Waniriu Kingori 1 ora 11:06, sempre nel 2022. Questi i primati della corsa che rimangono imbattuti, anche se quello maschile era vacillato, ma niente da fare, quest'anno il primato rimane ancora imbattuto. Eccoci che stiamo per vedere le premiazioni dei gruppi della non competitiva. Diciamo che si sa che non c'è classifica, non ci sono tempi, però la premiazione dei gruppi, perché è anche giusto riconoscere alle associazioni, alle scuole, ai gruppi così che portano tanti atleti a queste non competitive, è giusto riconoscere il merito di aver coinvolto appunto tante persone, e per questo l'organizzazione prevede una premiazione. Ribadisco, essendo non competitive non c'è una classifica ufficiale, ma c'è appunto un riconoscimento
di partecipazione. Intanto penso che arrivi la classifica delle prime donne, ringraziamo Mauro Ferraro. Le prime 8 donne, allora confermiamo ovviamente quello che avevamo detto per le prime 4, ha vinto Manuela Bulff, la bellunese, che ha chiuso in 1 ora 19,57 davanti a Francesca Crestani, seconda con 1 ora 19,59, 2 i secondi di vantaggio, l'abbiamo viste che erano molto molto vicine. Al terzo posto, sul terzo gradino del podio, Elise Sartori, che ha chiuso in 1 ora 22,45, medaglia di legno e quarto posto per Silvia Zanusso, che ha chiuso in 1 ora 26,52, quinta Barbara Di Qui Giovanni in 1 ora 28,12, sesto posto per Patrizia Garbuio, 1 ora 32,05, settimo posto per Ornella Bona, la portacolori della scuola di maratona Vittorio Veneto, 1 ora 32,24, e ottava Lucrezia Salvi del gruppo podistico Livenza Saciri, 1 ora 32,44. Queste le prime 8 donne, ripeto: Manuela Bulff davanti a Francesca Crestani, Elisa Sartori sul podio, e poi sotto il podio Silvia Zanusso, Barbara Di Qui Giovanni, Patrizia Garbuio, Ornella Bona e Lucrezia Salvi. Queste le prime 8 donne nella 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Tanto continuano ad arrivare gli atleti, ripeto, sappiamo che gli arrivi si protrarranno ancora per un bel po', perché il tempo limite è di 3 ore, chiaramente è possibile che non si arrivino proprio alle 3 ore per completare, diciamo, l'arrivo dei partecipanti, però i giudici devono restare lì per 3 ore, perché questo è il tempo limite previsto per le mezze maratone. Intanto c'è anche il sole che scalda un po' gli animi, a noi non ci scalda perché siamo all'ombra del nostro tendone con i piedi in umido, ma è stata comunque una grazia, e appunto ringraziamo dell'ospitalità il bar Lux di Vittorio Veneto, che ci ha permesso di piazzarci al coperto del proprio tendone sulla terrazza che domina sulla piazza del Popolo e sui giardini comunali, i giardini pubblici, e sul Via della Vittoria, dove si sta concludendo questa ennesima edizione, la numero 11 della Maratonina della Vittoria. Quindi una ospitalità che ci è stata preziosa, perché nel momento della partenza c'era uno scroscio assolutamente ingestibile dal punto di vista televisivo, e invece al coperto di questo tendone siamo riusciti ad andare in onda regolarmente, con solo una brevissima pausa per spostarci. Quindi tutto bene come sempre, grazie anche alla prontezza in regia di Federico Campoallorto e alla velocità dei nostri cameraman e alla loro disponibilità. Abbiamo visto anche qualche immagine dall'alto, e chissà se più tardi vedremo anche qualche altra immagine dal cielo, visto che non piove più, ma non si sa se sarà possibile vederne altre. Intanto, mentre sulla sinistra del nostro teleschermo vediamo il continuare degli arrivi, sulla destra vediamo i gruppi premiati per la partecipazione alla City Run nella doppia versione da 6-12 km, che si è svolta è partita qualche minuto prima degli amici di Diego e della mezza maratona, e si è appunto conclusa senza arrivi ufficiali, appunto perché non c'è la classifica, ma si è anche disputata su un percorso diverso comunque nel centro di Vittorio Veneto, che sta ospitando in questi minuti la 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. A chiamare qui davanti in un clima festoso la scuola dell'infanzia Asilo De Mori. Venite qua che vi danno un premio. Asilo De Mori, dov'è l'Asilo De Mori? A mangiare pan con la Nutella, dov'è l'Asilo De Mori? Non c'è purtroppo, conserviamo. E invece penso proprio di vedere che c'è presente la scuola primaria Marco Polo. Con tanto di vessillo, eccoli qua, non sento gli applausi, su!
le maestre al seguito, brave le maestre. Siete troppo silenziosi, fate un po' di chiasso! Di più! Di più! Super! Mi era venuto di dire fate un po' di casino, ma mi avrebbero tirato le orecchie. Adesso mi sposto da questa parte qua perché la mia veneranda età non mi consente di avere più 20 HP. E allora chiamerei i gruppi, se siete d'accordo. Tiziana, solo se sei d'accordo. Cosa hanno vinto qua di... Aspetta che voglio curiosare. Cosa hanno... Tiziana, cosa hanno vinto questi signori? E una cesta di bande, dolci, caramelle. Dolci, caramelle e poi ci sono anche i baffi della carne, i buff li vorrei anch'io. Chi è che deve ancora fare i compiti sulle mani? Sinceri, chi è che deve fare ancora i compiti sulle mani? Chi è che ha voglia di fare i compiti sulle mani? Chi ha voglia di fare i compiti sulle mani? Ok? Chi vuole pane e Nutella e non fare niente per tutto il pomeriggio sulle mani? Ecco, sono in maggioranza. Perfetto. Sì, grazie. Grazie, ricicliamo per le prossime volte, grazie. Anche una penna vi hanno regalato. Una super penna Revolution della San Benedetto. Con la penna potete scrivere sui muri di casa, mi raccomando. Ma lei vuole prenderle così, spudoratamente? Faccio l'imbianchino. Ah, ok. Tutto per interesse. Voi non ce l'avete la penna? Ah, ce l'avete la penna? Super. Chi è che non ha avuto la penna? Il signore non era prevista, non era prevista. Allora io, quando mi date il via, do il via ai gruppi. Vedo che ci sono anche dei trofei già pronti qua per dopo. Pronti con i gruppi. Io mi metto qua, Vittorio, perché qua vedo dalla no. Settimo gruppo classificato. Trebi Salgareda. Eccoli là, Trebi Salgareda. Un applauso per Trebi Salgareda. Vi ricordo che alle premiazioni c'è la Coppa Alleanza con Marina Castagnier, c'è Vittorio Buriola per AS Discola di Maratona Vittorio Veneto, c'è Tiziana De Conti come coordinatrice ed Andrea Scapol per quanto riguarda l'organizzazione. Sesto gruppo, Allegria Barbisano. Eccolo là, Allegria Barbisano. Grandi. Quinto gruppo è Vittorio Atletica. E brava Vittorio Atletica. Il quarto gruppo è la Vanti Tuttavero.
È arrivata Marina Castagner, presidente della Coppa Alleanza, se non erro. Presidente dei soci di zona della Coppa Alleanza. Siamo stati più precisi. Avanti tutta Pero è già arrivata. Avanti tutta Pero già fatto. Terzo gruppo classificato è il gruppo marciatori San Giovanni del Tempio. Bravi al gruppo San Giovanni del Tempio. Bravi questi gruppi che nonostante il maltempo previsto hanno portato qui i loro camminatori. E complimenti ancora al gruppo marciatori San Giovanni del Tempio. Al secondo posto altro gruppo storico, la Piave Lomavia. E complimenti. Grazie. Il primo e miglior gruppo per partecipazione sono i Baenghi. I Baenghi, primo gruppo. Bravi Baenghi. È un gruppo di cammino serale di Vittorio Veneto. Una bella iniziativa, adesso oltretutto arriva la primavera e si allungano le giornate, ancora meglio. E grazie ai Baenghi. Arrivederci a tutti, arrivederci signore e signori, signorini e signorine. E buoni compiti a tutti chi va a studiare. Andate a fare i compiti, super bravi. Una bella iniziativa anche quella di Vittorio City Run, che unisce ovviamente tutta la parte agonistica, che è quella che coinvolge la mezza maratona, ma con la Vittorio City Run si uniscono anche i cuori dei camminatori, quelli che vogliono godersi la città con uno spirito assolutamente più coerente al divertimento. E complimenti anche a Scuola di Maratona Vittorio Veneto, che coordina 8 gruppi di cammino che sono sul territorio limitrofo Vittorio Veneto, e questa secondo me è una grande base delle cose, perché fare attività fisica prolunga sicuramente la felicità. Riprendiamo la telecronaca di questa 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Abbiamo sentito e visto le premiazioni dei gruppi condotte da Alex Ronazzo, lo speaker come sempre di questa manifestazione.
abbiamo detto le premiazioni per la partecipazione, simpaticamente condotte appunto da Alex, per dare un riconoscimento ai gruppi che hanno portato più partecipanti alle 2 non competitive delle City Run. Intanto stanno continuando gli arrivi al traguardo e ci apprestiamo anche a vedere i nuovi concorrenti che passano sotto il traguardo della 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Abbiamo colto l'occasione della pausa, diciamo, di cronaca per andare a fare un giro nel parterre del traguardo. È davvero, davvero un bel clima di festa, di gioia degli atleti che hanno concluso la loro fatica, qualcuno più contento per essersi migliorato, qualche altro un po' meno per non aver ottenuto il risultato sperato, ma il clima è davvero positivo, anche il meteo che ha un po', diciamo, complicato la vita nella prima fase, adesso ha concesso una tregua, c'è anche un bel tepore, è davvero una conclusione di manifestazione positiva, grazie appunto anche alle condizioni climatiche. Sappiamo che gli atleti quando arrivano devono appunto, vedete sulla sinistra ogni tanto compare sul teleschermo Roberto Tumiatti, che è stato, diciamo, incaricato di raccomandare agli atleti che arrivano di esibire il loro pettorale, perché i giudici devono appunto prendere nota del numero di pettorale per fermare il tempo cronometrico per la graduatoria finale e ufficiale. Appunto questi atleti arrivano e dopo aver tagliato il traguardo restituiscono il chip e poi si avvicinano al ristoro, sempre molto gradito, per un minimo di ristoro, per poter, bevendo qualcosa, mangiando qualcosa dopo lo sforzo di questi 21 chilometri rotti e prima della sana doccia. Ormai questi atleti non avranno più impegni, non penso che avranno impegni da podio, a meno che non ci siano le premiazioni per categorie. Allora tra le varie categorie magari anche qualcuno che arriva adesso potrebbe avere il piacere e l'onore di salire su un podio a celebrare il piazzamento di categoria. Vediamo che continuano intanto gli arrivi in questa domenica 15 marzo 2026, 11ª edizione della Maratonina della Vittoria che ci ha visti impegnati in una mattina dai diversi contenuti meteo. Siamo passati ecco, vediamo in questa bella inquadratura i cronometristi e sono piazzati all'altezza del traguardo, vedete, sono al coperto di un gazebo, hanno appunto sui loro computer tutti i tempi degli atleti con il numero, e in base ai loro tempi ogni tanto stampano anche delle classifiche che ci vengono recapitate per dare i risultati ufficiali. E cogliamo anche l'occasione per ripeterli. Allora, i primi 10 maschi classificati sono stati nell'ordine Kiprorir Jacob Kosgei, che ha vinto in 1 ora 4 e 32 alla media di 3,03, davanti a Ismael Kalale 1 ora 08,55, Federico Ceciliot terzo classificato 1 ora e 12,09. A seguire Piero Jean Tonin, Marco Piccin, Fabio Bernardi, Alessandro Fagrazzi, Matteo Vecchietti, Andrea Fiorotti e Leonardo Massens. In campo femminile Manuela Bulf davanti a Francesca Crestani, Elisa Sartori, Silvia Zanusso, Barbara Di Qui Giovanni, Patrizia Garbui, Ornella Bona e Lucrezia Salvi. Questi sono
i primi 10 uomini e le prime 8 donne della 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Vediamo che intanto continuano gli atleti ad arrivare. Atleti e atlete, subito dopo il traguardo c'è spazio per saluti, abbracci, foto. Tanti atleti magari hanno percorso tutta la gara assieme e festeggiano giustamente al traguardo questa fatica compiuta accanto e conclusa assieme. Vedete che sono anche tutti i modi, tutte le tipologie di corsa possibili. Non sempre, come diceva Oddone Tubia prima, non sempre se uno corre male vuol dire che vada piano, anzi ci sono tante situazioni in cui l'atleta che corre in modo che sembra più scordinato, poi però con la tenacia, la forza e l'allenamento riesce a ottenere tempi migliori da chi ha una corsa magari tecnicamente perfetta, ma magari ha meno gas da scaricare sull'asfalto. Intanto si sta continuando a vedere il passaggio degli atleti, l'arrivo. Si continua a osservare gli atleti al traguardo. Tanto viene invocato l'arrivo del servizio medico, ma sul rettilineo d'arrivo, ma dalle immagini non vediamo grandi movimenti, quindi speriamo che sia solo un qualche inghippo. Tanto continuano gli arrivi al traguardo. Questa è la vediamo che continuano ad arrivare gli atleti che stanno completando la loro fatica. Ormai i primi sono ampiamente docciati e pronti a salire sul podio, che sarà tra qualche minuto. Verrà fatta la premiazione in Piazza del Popolo. Adesso c'è il classico intasamento post gara subito dopo il traguardo, che gli atleti si fermano, cercano la foto, prendono la medaglia, poi non si liberano immediatamente gli spazi e chiaramente quando cominciano ad arrivare troppi atleti c'è una sorta di ingorgo, e questo. Intanto adesso un giallo-rosso sarà un romano probabilmente che porta una bandiera al traguardo, o spagnolo forse, giustamente, però si chiama Andrea D'Alessandro, magari sta cercando anche lui di celebrare a suo modo. Ecco, vediamo questa inquadratura, se ci inquadrano la bandiera vediamo di capire, no, ormai la riposta. Il record della corsa, ricorda Alex Geronazzo, il record della corsa come presenza. È stato sfiorato il record della corsa anche cronometrico, ma appunto il vincitore non è riuscito a mantenere il ritmo che ha impresso dall'inizio. Probabilmente il fatto di aver corso in solitaria, il fatto di essere consapevole di aver vinto la gara lo ha portato a rallentare il ritmo, e questo gli è costato il record della corsa. Il record della corsa che risale, come abbiamo detto più volte in corso di questa ormai lunga diretta, risale al 2022
con 2 atleti kenioti che lo detengono. Vediamo ancora atleti al traguardo. E c'è tanto immagini anche dal parterre dopo l'arrivo di persone che sono a seguire le fasi finali di questa giornata. Una giornata che è stata appunto caratterizzata da un iniziale maltempo, ma poi premiata da una manifestazione di alto livello, gioiosa. E come vedete al traguardo tutti contenti. Roberto Toniatti ha salutato i suoi pacer, precisi, puntuali. Chissà che ci raggiunga poi qua sul traguardo, dopo il traguardo, perché appunto è bello anche sentire se dal suo punto di vista è filato tutto liscio come si sperava. Eccoci qua, l'atleta numero 920 ha concluso la sua fatica, tutti snocciolati in un lungo fiume di atleti. Si sta continuando ad arrivare qui sul traguardo di Viale della Vittoria. Adesso c'è anche un pallido sole che sicuramente gli atleti gradiscono. Adesso il fiume si ingrossa come da consuetudine quando si arriva attorno a questi tempi, attorno alle 2 ore c'è la grossa mole di atleti che arrivano al traguardo. E stanno arrivando ormai a gruppi folti gli atleti che hanno concluso la propria fatica e vanno a riscaldarsi, rifocillarsi, anzi più rifocillarsi che riscaldarsi, perché sicuramente dopo la loro fatica, non essendoci più pioggia, ma essendoci anche un pallido sole, non c'è vento, quindi sicuramente dal punto di vista di sensazioni stanno sicuramente bene, a parte la fatica dei 21 km percorsi nel tracciato che, come ricordiamo, ha transitato da Vittorio Veneto su Cappella Maggiore, poi a Sarmede, poi è rientrato a Cappella Maggiore, è rientrato a Vittorio Veneto da San Giacomo di Veglia per poi salire al traguardo qui in centro della città di Vittorio Veneto. Intanto, ecco, vedete gli abbracci del dopo gara che caratterizzano quasi tutte le maratone e le mezze maratone. Atleti che adesso si stanno rifocillando con pettorale addosso al bar, è bello anche questo, finiscono la gara, si rivestono ma non si tolgono neanche il pettorale, orgogliosi, medaglia al collo, pettorale e birretta, ci sta. Tanto vediamo in questo momento il viale sgombro, ma mancano ancora tanti concorrenti. Qui vedete il Porto Gruaro Runners, atleti che adesso si dissetano, bevono, mangiano qualcosa, commentano la loro prestazione e probabilmente anche programmano la prossima gara, perché sapete che questi atleti sono abituati a correre con grande frequenza, diverso dal discorso delle maratone che non si possono chiaramente fare con troppa frequenza, ma mezze maratone di atleti con un buon allenamento possono farle anche abbastanza frequentemente.
Tanto vedete, è bello vedere anche i diversi modi di corsa, chi più sciolta, chi meno sciolta, chi equilibrata, chi simmetrica, chi storta, chi claudicante, ma l'importante per ciascuno è arrivare al traguardo e compiere e diciamo dare un significato all'allenamento che ha preceduto questa performance. Tanto continuano ad arrivare gli atleti, che salutano e festeggiano al momento di tagliare il traguardo, che ovviamente non è quello nero con la scritta Garmin laggiù in fondo, ma è proprio all'altezza. Vedete, quando smettono di camminare, scusate, quando smettono di correre, è lì, è pochi metri dopo la nostra telecamera, che Michele Dalmagro, sprezzante del fiume di umano che gli arriva addosso, continua a mantenere puntata. E intanto invece questi sono i pacer, mi sembra, o no? No, questi no, pacer hanno la maglietta gialla. Questa è un'altra società che sta... Ah, sono i pacer, sì. Ah, ecco, adesso vedo Roberto. Chissà se riescono a portarci Roberto Toniatti, che ci aveva fatto un cenno prima che sarebbe venuto. Adesso che ho visto che ha smesso il suo ruolo sotto il traguardo, magari ci viene a raggiungere. Intanto abbiamo sguinzagliato anche l'addetto stampa alla ricerca della vincitrice Manuela Bulff, per vedere di farci raggiungere la nostra postazione per commentare un po' questa gara, questa vittoria, che non è certo la prima per lei, che è un'atleta di un certo livello. Ecco, continuano intanto gli arrivi. Vedete che qui le energie si stanno esaurendo, però la forza per tirare su le braccia a favore dei fotografi. Questo è il classico 5 che si batte sul rettilineo finale. Eccolo qua. Ci sta raggiungendo Roberto Toniatti. Ciao Roberto, grazie del tuo appuntamento. Ti abbiamo visto in un ruolo diverso oggi, sul traguardo. Cosa facevi esattamente? Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori di Tenda TV, buongiorno anche a te, grazie. Oggi, diciamo, in questi anni il mio ruolo si è evoluto e quindi do una mano agli organizzatori sulla linea di partenza, per la partenza, l'arrivo, seguire i top runner, perché sappiamo che queste manifestazioni hanno sempre bisogno di volontari e i volontari sono sempre meno, e quindi mettiamo a disposizione la nostra esperienza ultra trentennale del campo della corsa. Ascolta, quanti pacer avevate oggi in gara? Oggi avevamo 22 pacer, l'avete visti, arrivavano con questa maglia arancia, questa bandierina, dalle ore 30 alle 2 ore 30. Sono già arrivati un bel po', sono arrivati fino alle 2 ore, adesso aspettiamo le 2 ore 10, 2 ore 15, 2 ore 30. Okay. E tu, ma adesso hai smesso definitivamente o è solo oggi che fai altro? Oggi c'era un'esigenza dettata dalle circostanze, quindi ci siamo messi a disposizione degli amici Vittorio e Lorella, di tutta la scuola di maratona qua di Vittorio Veneto, che ci lega da un grande legame da tantissimi anni, e niente, oggi non si corre, ma si corre col cuore, si corre con gli occhi e si corre con la testa per mettere a disposizione tutto quello che di buono abbiamo imparato in questi anni. Certo, prossimi appuntamenti per i pacer? Noi saremo prossima domenica, saremo su 2 eventi, il 22, una ad Orzinuovo in provincia di Brescia e a Cervia in provincia di Ravenna, e poi andiamo a chiudere questo mese di marzo, che ci ha visti la settimana scorsa a Brescia alla BAM, dove c'era la mezza e la maratona, e sul Lago Maggiore, dove c'era la mezza maratona, e tutti e due hanno fatto grandi numeri. E Roberto Toniatti dove correrà da pacer la prossima?
La prossima la correrò al Lamone, la maratona del Lamone, il 12 aprile. Maratona quella. Assolutamente sì, quella è la maratona, sarebbe la seconda maratona più longeva d'Italia e abbiamo anche un compito, diciamo, istituzionale, perché andiamo a ricordare uno dei nostri fondatori del gruppo e in quell'occasione da sempre, da oltre 15 anni, ricordiamo il nostro amico Marcello, cofondatore insieme a me dei Pesi Originali. Ascolta, che tempo dovrei tenere quel giorno? Allora, indicativamente saremo dalle 3 ore e mezza alle 4 ore a seconda delle esigenze di gruppo. E tu cosa preferisci fare? Correre più forte o più piano? Cioè, anzi, faccio una domanda più particolare. È più facile tenere un ritmo lento, voi che siete tutti allenati chiaramente, è più facile tenere un ritmo lento o un ritmo un po' più forte? Allora, personalmente io prediligo correre anche più lento, lo consiglio perché comunque in pace, come la facciamo noi come figura, che è un volontario a 360 gradi, quindi aiuta lungo il percorso, dà una mano all'organizzazione, deve essere lucido, deve essere diciamo molto attento a tutto quello che succede in corsa per essere immediatamente di supporto all'organizzazione per tutto quello che succede sul percorso. Quindi, siccome le dinamiche sono molteplici, perché corriamo 20, 30, 40 km all'aperto, quindi non potete immaginarvi quanti, diciamo, piccoli pericoli ci sono lungo il percorso, quindi noi diamo una mano a 360 gradi. Dimmi un'altra cosa, sempre una curiosità, per mantenere il vostro ritmo, voi siete chiaramente molto esperti e lo sapete fare, ma guardate l'orologio, avete dei riferimenti, com'è che è? Allora, come ho sempre detto, noi come gruppo, diciamo, siamo uno dei gruppi più storici d'Italia e abbiamo un nostro metodo che cerchiamo di trasmettere a tutto il mondo del servizio pacer. Allora, l'atleta comunque si deve approcciare al servizio pacer con un minimo di esperienza, quindi sicuramente arriva con già una preparazione di cronometraggio, con un livello. Noi siamo dell'era dove il cronometro lo teneva l'allenatore a bordo pista e noi correvamo senza orologio, quindi se vai a vedere i miei polsi io non ce l'ho. Ecco, adesso invece la tecnologia ci aiuta e indico sempre a tutti gli atleti che si avvicinano a questo sport di comunque correre con il battito del cuore, con gli occhi e sentire con le orecchie, perché tante volte il cronometro ci distanzia da quello che è la realtà. E quindi riuscite ad andare a un ritmo preciso senza bisogno dell'orologio, in sostanza? Assolutamente sì, per i nostri ragazzi che sono formati da un po', quindi anche oggi abbiamo avuto 2 nuove ragazzi che si sono avvicinati a questo servizio, ma gli altri hanno già un minimo di esperienza di 15, 20, 30, 40, 50 gare. Noi nel nostro gruppo annoveriamo degli atleti che hanno 160 gare da servizio pacemaker, in mezza e in maratona. Porca miseria. Ascolta, sai che noi ormai anche i nostri telespettatori lo sanno, abbiamo sempre in ballo un aperitivo che tu avanzi, perché avevamo la prima, adesso lo dico per quei 3 che ancora non lo sappiano, la prima volta che ci siamo conosciuti avevamo fatto una scommessa che se sbagliava di non mi ricordo, di qualche secondo la precisione del suo passaggio gli avrei pagato l'aperitivo. Non abbiamo pure ancora avuto occasione, ma ha vinto ampiamente la scommessa, sono effettivamente precisissimi questi pacer e quindi prima o dopo vedrai che ce la faremo. Sì, allora, come ho detto lo scorso anno, anche gli altri scorsi, diciamo è un motivo ancora di più per venire, no? Perché so di vantare questo credito e quindi stiamo parlando del lontano 2018 in occasione della maratona dell'Eroica, ok? E al mio fianco esordì un atleta, un nome semplice, un Giorgio Calcaterra, dovevamo fare le 3 ore e 30 e quel giorno ci portammo a casa le 3 ore e 29 e 48 secondi. Sì. Non male, non male. Allora facciamo così, io non te lo pagherò mai questo aperitivo, così tu sei costretto a continuare a venire per prenderlo. Allora io verrei comunque, indipendentemente, perché comunque Vittorio Veneto merita un palcoscenico nazionale della mezza maratona, ma anche internazionale, e l'organizzazione mette a disposizione di tutti i partecipanti, di tutti gli atleti e anche chi si vuole avvicinare a questo sport, un'organizzazione che direi molto ma molto professionale. Poi anche oggi hanno fatto gli scongiuri e il tempo ha graziato nelle fasi concisive gli atleti. Sì, tra l'altro quest'anno festeggiano anche il record dei partecipanti, per un pelo festeggiavano anche il record della corsa, però appunto il vincitore alla fine ha abbassato il ritmo e non ce l'ha fatta, quindi
avanti tutta. Ma Jacopo è venuto a cena con me ieri sera, sono stato io a portarlo fino alla linea di partenza e lo vedevo molto concentrato per fare il tempo che voleva, che era quello di abbattere il record. Sicuramente oggi quella po' di pioggia che ha preso l'ha condizionato, anche perché sono atleti che viaggiano con pochi secondi di differenza al chilometro, quindi anche nelle condizioni meteo, vento dell'acqua, sicuramente ha inciso. Però il ragazzo ce l'ha, quel tempo ce l'ha e sicuramente se non è quest'anno, se verrà il prossimo anno lo batterà su. Ascolta, visto che appunto ho scoperto che lo conosci, noi seguivamo la corsa col cronometro alla mano e lui è stato a ritmo da record fino proprio a, vorrei dire, al 18° chilometro. Ha avuto qualcosa alla fine oppure ha detto ormai l'ho vinta e basta? No, allora io ho avuto modo di parlare con lui tante volte ieri sera, lui voleva venire a fare il record, gli ho spiegato anche il percorso. Scusa se ti interrompo, stiamo vedendo gli amici di Diego che arrivano al traguardo, è sempre un momento di particolare festa questo, perché anche a proposito di volontari come i pacer ci sono i grandissimi volontari degli amici di Diego che portano questi ragazzi in giro per il mondo a fare le maratone. Sono partiti 5 minuti prima degli altri, ma arrivano adesso e arriveranno prima anche di altri atleti che invece hanno fatto la mezza maratona, quindi onore al merito, grazie. Scusa, ti ho interrotto. No, non mi ha interrotto perché io vedo sempre molto con affetto queste persone, questi atleti, questi comunque spingitori che vengono ad arricchire questo evento, perché questo è un arricchimento e va dato a loro lo spazio necessario e dovuto. Tornando al discorso del top runner, noi avevamo parlato ieri, avevo spiegato a lui il percorso della seconda parte del percorso che presenta delle insidie con quel 2-3%, lui mi aveva detto che era pronto e preparato perché lui veniva da Malaga, mi sembra che mi aveva detto che aveva fatto 1 ora e 22 secondi, era convinto, sicuramente qualcosa non è andato per la cosa, ma non ha sicuramente abbassato perché voleva abbassare, lui ha abbassato proprio sicuramente perché oggi non era la giornata per tanti motivi per poter infrangere quel record. Ascolta, con la tua esperienza, il fatto di aver fatto tutta la corsa da solo, cioè non lo ha aiutato? Sicuramente oggi diciamo la preparazione della corsa, facciamo calcolo che fino a 10 minuti dalla partenza stava diluviando, quindi non avrà fatto un riscaldamento adeguato e anche questo incide. Sicuramente da correre da solo può calare di motivazione, ma a quei livelli un ragazzo che corre 60 minuti può fare la differenza in meglio, ma non normalmente in peggio, perché comunque aveva un margine rispetto dal suo potenziale a quello che era il record di circa 3 minuti e mezzo, e allora mi viene da dire che oggi per tanti motivi non è stata la giornata, però ne sentiremo parlare perché le doti ce le ha, il ragazzo è molto molto serio, molto bravo e ha anche delle qualità non indubbie. Bene Roberto, io ti ringrazio, ti lascio tornare a cogliere i tuoi pacer, mi raccomando siate sempre tutti puntuali come te quella volta e continuerete a fare il vostro servizio al meglio. Io vi ringrazio Tenda TV che ci dà sempre l'opportunità di far conoscere il nostro servizio, ringrazio la scuola di maratona e l'organizzazione della Mezza della Vittoria per questa occasione, per comunque noi offrire il nostro servizio, ringrazio a tutti i telespettatori perché questo è lo sport, questa è la televisione che ci piace e vi invito già al prossimo anno, alla prossima edizione, perché sicuramente da queste parti sarà spettacolo. Grazie Roberto e alla prossima volta. Grazie a Roberto Toniatti, il presidente dei Pacer, abbiamo capito, abbiamo risentito la sua spiegazione di cosa sono questi Pacer, questi metronomi umani che portano gli atleti al traguardo in tempi precisi. E adesso va appunto a raccogliere queste decine di volontari che portano il loro contributo allo svolgimento della corsa, dando una mano agli atleti che magari sono meno precisi e meno abituati a correre a un ritmo regolare. Chiaramente si parla di atleti, avete sentito i tempi che fanno, non sono i tempi della vittoria, perché un atleta che punta a vincere non ha bisogno certo del pacer, ma viceversa aiutano quelli diciamo delle seconde schiere. Intanto vediamo i bellissimi trofei che stanno per essere tra poco consegnati ai vari vincitori e ai vari atleti che saliranno sul podio.
Intanto sentiamo anche dei cori, mi pare che siano relativi al gruppo degli amici di Diego, che abbiamo visto sempre con un filo di commozione sul traguardo, dopo aver compiuto la loro ennesima prestazione sportiva che li ha portati a spingere le carrozzine per 2 ore e portandole al traguardo di questa 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Tanti anni sono passati ormai di gare, prestazioni e tanti viaggi in giro per il mondo con questi ragazzi. Vediamo i fiori, il podio è quasi, scusate, il palco è quasi pronto per la celebrazione finale della premiazione. Intanto c'è questa immagine, vedete che la gente si sta spostando verso il palco delle premiazioni, dove tra qualche minuto, in realtà ne manca ancora un po', verranno chiamati i primi delle varie categorie. Ecco il sindaco di Sarvende, magari se il cameraman che lo sta inquadrando, anche la sindaca di Cappella Maggiore, potremmo sentire che ci vengono a raggiungere in postazione. Adesso tempo per le premiazioni ce n'è, per cui sarebbe il momento proprio di chiamarli, perché appunto sì. Tanto continuiamo a vedere gli atleti, c'è questa sorta di crudeltà delle gare di mezze maratone e maratone, che ovviamente per ragioni di cerimoniale gli atleti vengono premiati a una certa ora prima della scadenza del tempo massimo, e quindi ci saranno atleti che devono ancora finire la gara, che gli altri sono già docciati, ripuliti e sul podio a prendersi i vari premi. Questa è, diciamo, la crudeltà di queste gare, che appunto costringe l'organizzazione a anticipare un po' le premiazioni, per evitare, anche nel rispetto degli atleti che hanno vinto, per evitare loro di aspettare troppo prima di essere premiati. Però appunto c'è il lato negativo degli atleti che devono ancora compiere il loro sforzo finale, di vedersi, diciamo, distolta l'attenzione dalla celebrazione delle premiazioni. Ma tant'è, basta arrivare un po' prima e si arriva prima delle premiazioni, mettiamola così. Vediamo, questa è la piazza del Popolo, che si sta riempiendo di gente in vista della cerimonia di premiazioni. E stiamo per vedere gli ultimi arrivi. Vediamo intanto che continuano ad arrivare gli atleti, vedete qui un approccio, si stringono per mano, chissà se è più per farsi trascinare all'arrivo o per arrivare assieme, ma intanto è bella anche questa immagine di 2 atleti che sicuramente hanno percorso la gara insieme e si sono salutati così. Siamo a 2 ore e 23, quindi manca ancora mezz'ora circa alla conclusione del tempo massimo, dopo il quale chiaramente gli atleti potranno liberamente arrivare al traguardo, ma non verranno inseriti nella graduatoria ufficiale, che appunto prende fino allo scoccare delle 3 ore per quanto riguarda le mezze maratone. Intanto si sta cominciando a intravedere la gente che sta per andare sul palco. Adesso addirittura una macchina, questa è un'auto che doveva probabilmente spostarsi verso la zona della stazione. Si continua
si continua ad arrivare intanto al traguardo. Viale della Vittoria non è vuoto perché stanno arrivando pian piano gli atleti. Chiaramente il grosso arriva attorno alle 2 ore, poi c'è, diciamo, gli atleti che oggi non sono riusciti a dare forse il meglio di sé, oppure sono alle prime armi, oppure hanno avuto qualche problema, o semplicemente quelli che l'hanno presa più con calma. E questo è il bello delle mezze maratone, perché la questione del podio è la questione per pochi, tutti gli altri se la godono, si vivono questa manifestazione con passione e con grande impegno, a prescindere dal piazzamento finale. Lo abbiamo detto tante volte, continuiamo a ripeterlo: nelle maratone, nelle mezze maratone, lo scopo è intanto arrivare al traguardo vivi e vegeti, e poi di cercare di migliorare se stessi e migliorare il proprio primato personale. Eccoci, vediamo altri atleti che stanno concludendo la propria fatica. Qualche altro lo vediamo salire le scale del Lux da dove noi stiamo trasmettendo la nostra postazione. Qui c'è una mamma sicuramente che va al traguardo con i figli che l'hanno aspettata di fronte all'arco del traguardo, e la accompagnano negli ultimi metri che la portano sotto il traguardo per finire la propria fatica. Intanto in regia ci sono grandi movimenti, probabilmente ci sposteranno. Adesso vediamo una complessiva della zona traguardo. Vediamo che gli atleti ormai stanno passando più alla spicciolata e i primi intanto stanno per appropinquarsi al palco, dove tra pochi minuti si svolgeranno le premiazioni di questa 11ª edizione della Maratronina della Vittoria. Vediamo che c'è movimento attorno al palco. Intanto la nostra immagine inquadra l'arco del traguardo, dove si stanno completando gli arrivi della 11ª edizione della Maratronina della Vittoria. Ricordiamo, qui da Vittorio Veneto la stiamo seguendo in diretta dalle 9:10 di questa mattina. Oltre 1.030 gli iscritti, oltre 850 i partecipanti, quindi un numero record, sicuramente un numero che conferma la salute di questa manifestazione. Atleti da 10 paesi e da 10 paesi del mondo e 10 province d'Italia, quindi davvero una manifestazione che si sta confermando a livello delle principali a livello italiano sulla mezza maratona. Una maratonina che è giunta alla 11ª edizione, che appunto quest'anno ha celebrato il record di partecipazioni, ha sfiorato, ha sognato a lungo il fatto di poter stabilire il nuovo primato, e invece solo per qualche inghippo non ci è riusciti, ma è comunque un'edizione record.
Tanto ci stiamo spostando verso il centro della piazza dove si stanno per celebrare le premiazioni di questa 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Tanto andiamo alla ricerca, eccoli là. Andiamo alla ricerca dei sindaci. Approfittiamo, scusate se vi interrompiamo, siamo in diretta. Ci portano via anche i fogli dove avevo le classifiche. Allora salutiamo la sindaca di Capellammaggiore, Maria Rosa Barazza. Allora sindaca, ti abbiamo sempre visto sul podio a premiare, anche quest'oggi non potevi mancare a questa manifestazione che ormai ha una storia e soprattutto è capace di mettere assieme i 3 comuni. Esattamente, è una manifestazione che ormai è la sua 11ª edizione, quindi che mette insieme 3 comuni che insieme uniscono i loro territori per rendere possibile questa bella manifestazione podistica, quindi non potevo mancare assolutamente. Quest'anno abbiamo avuto anche un po' la pioggia che ha complicato le cose, però io voglio subito dire un grazie ai tanti volontari che erano sulle strade e che hanno reso possibile tutto questo, oltre naturalmente agli organizzatori, alla scuola di Maratonina e a tutti coloro che hanno collaborato. C'è tanto lavoro, lo voglio dire alle persone che ci ascoltano, per organizzare manifestazioni come queste, quindi il grazie più grande va a loro. Poi la gara è sempre bella e gli atleti sono bravi, quindi poi quando si rendono possibili le cose il resto è solo gioia. Bene. Grazie Maria Rosa, grazie. Adesso ci avviciniamo, non potevamo mancare di sentire Larry Pizzol. Ti abbiamo citato prima quando ti abbiamo visto perché abbiamo reso l'onore a questo sindaco che, non essendo in casa perché si è a Vittorio Veneto, il sindaco di Sarmede non è mai mancato a nessuna edizione, è corretto? Sì, è corretto, io ci tengo in particolar modo, ma anche i numeri di quest'anno dimostrano che è un evento sportivo che ha una certa importanza, tanto è vero che abbiamo superato i 1000 iscritti, quindi è un numero importante, ma quest'anno secondo me, al di là delle condizioni meteorologiche, la manifestazione ha assunto un significato ancora più importante, perché ancora una volta si dimostra come lo sport sia un elemento che aggrega le persone, fa fare comunità, e in momenti come quelli che stiamo vivendo, di guerre che sfociano in diverse parti del mondo, in particolar modo adesso quelle in Medio Oriente ed Ucraina, dovrebbe rappresentare un momento di riflessione per tutti quanti noi, in particolar modo le amministrazioni pubbliche, perché anche attraverso lo sport si può riportare un po' di pace nel mondo. E quindi io devo ringraziare di cuore tutti i volontari, la scuola di Maratona in primis, perché a monte di questo c'è un lavoro che dura un anno, e chiaramente tutti quelli che hanno condiviso questa giornata, ad iniziare chiaramente dagli atleti che ci hanno onorato della loro presenza a Vittorio Veneto. Certo, oltre agli atleti e alla scuola di Maratona ringraziamo, l'ha già fatto la sindaca Bagliana, tu lo fai ogni anno ma mi piace fartelo rifare, ringraziamo i tanti volontari che rendono possibile questo. L'ho appena detto, sì. I volontari che stanno... scusa, ma volevo dire anche i volontari anche di Sarmede, voglio dire, perché... Sì, perché noi tra alpini e associazioni varie abbiamo fuori in questo momento più di 70 volontari che stanno presidiando il territorio, e se non avessimo loro l'evento non si potrebbe fare, quindi un plauso di cuore a tutti quanti, appunto tenendo conto che fino alle 9:30, 10 questa mattina è piovuto bene e quindi si sono presi anche tanta acqua. Bene. Come diceva lo speaker prima, il cielo ci ha accarezzato con la pioggia questa mattina. Esatto, ha reso la cosa ancora più eroica. Sì. Grazie a Larry Pizzol. Grazie a voi, grazie. E alla prossima, grazie. Andiamo al volo a vedere se becchiamo la sindaca. Sindaca, prima che tu salga sul palco, siamo in diretta,
Allora, non potevi ovviamente mancare una sindaca sportiva, una manifestazione così. Il sole è quasi una beffa dopo l'acqua di stamattina, ma comunque è meglio così. Sì, questa mattina eravamo anche alla partenza, come avete visto, con la pioggia. Io ringrazio chi ha partecipato, chi ha avuto la forza di partecipare, sono degli eroi. E voglio ringraziare assolutamente i volontari che sono stati lungo il percorso, la nostra polizia municipale che ha fatto un grande lavoro, veramente a loro va un plauso e un grazie, e tutti voi che siete qui a supportare questo grande evento per la città di Vittorio Veneto. La città di Vittorio Veneto è sempre stata molto, molto attenta e molto partecipe allo sport. Adesso ti dobbiamo lasciare andare, ma comunque Vittorio crede nello sport e spinge sullo sport. Assolutamente sì, deve essere una nostra cartolina, un valore aggiunto per la città di Vittorio Veneto, sia sotto le iniziative che si fanno sui territori, ma anche per quanto riguarda l'impiantistica, a cui stiamo dando molto supporto e cerchiamo di sistemare quello che c'è da sistemare, e quindi Vittorio Veneto è per lo sport e a favore dello sport. Grazie Mirella Bagliana, la lasciamo andare sul palco, che non la facciamo arrivare in ritardo noi, a questa cerimonia di premiazione della 11ª edizione della Maratonina della Vittoria, che si sta per svolgere. Appunto la cerimonia di premiazione sono le 12:12, quindi mancano ancora una quindicina di minuti alla conclusione della gara dal punto di vista diciamo atletico, nel senso che, come ho già detto più volte nel corso di questa lunga diretta, la gara ha una durata massima di 3 ore, quindi essendo partita alle 9:30 alle 12:30 si concluderà diciamo, dal punto di vista cronometrico la manifestazione. Dopo chiaramente, se qualcuno non è ancora riuscito ad arrivare al traguardo, arriverà, ma non entrerà in classifica generale. Sta per cominciare la cerimonia di premiazione. Adesso probabilmente sarà il caso di inquadrare anche il palco, sicuramente adesso vediamo. Io non vedo ovviamente nella mia postazione l'inquadratura, ma ci sono i 3 sindaci con lo speaker Alex Geronazzo. Adesso mi sposterei in modo da riuscire a vedere e a poter raccontare, ma penso che andremo a sentire dalla voce diretta di Alex Geronazzo la cerimonia di premiazione. Il Maratona Vittorio Veneto avrà presidente e vicepresidente. Iniziamo dalla vicepresidente Lorella Saviane ed il presidente Vittorio Buriola. Comincerei naturalmente, come sempre, dai discorsi istituzionali, perché naturalmente quest'oggi è stata anche una giornata particolare nella quale credo e ritengo che anche le maestranze e i territori abbiano avuto le loro difficoltà nel supportare un evento di questa portata con un meteo così impegnativo. Inizierei ovviamente da chi ci ospita su questa piazza, quindi darei la parola per un messaggio di benvenuto alla sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana. Grazie a tutti. Io inizio subito con ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo evento, un evento eccezionale per la città di Vittorio Veneto. Come sapete è un evento che caratterizza la città di Vittorio Veneto. Grazie alla scuola di Maratona, grazie a tutti coloro che supportano e che fanno sì che questo sia possibile. Saluto i colleghi sindaci, li ringrazio, ormai siamo all'edizione numero 11, quindi voglio dire è un evento maturo e che sono stati presenti lungo il percorso. Senza i volontari naturalmente questo non sarebbe possibile, le associazioni d'Arma, tutti quanti, le varie associazioni. Ringrazio la polizia locale della città di Vittorio Veneto e anche quella territoriale degli altri comuni per il grande lavoro che hanno fatto. Grazie a voi di essere stati presenti stamattina, veramente degli eroi alla partenza, sia quella cittadina con tanti cittadini che hanno partecipato e sia quella agonistica. Quindi ecco, mi fermo e un arrivederci al prossimo anno e grazie a tutti. Sostituisco momentaneamente il nostro zelante speaker che sta prendendo le classifiche finali
E passerei la parola adesso per galanteria, come dice giustamente Alex, alla nostra sindaca Barazza del comune di Cappella Maggiore. Grazie Vittorio, grazie di tutto. Anzi, inizio da lui dicendo grazie a lui per tutti quanti, per tutti gli organizzatori, perché organizzare una manifestazione come questa richiede non mesi, credo quasi un anno di lavoro, no? Perché già voi comincerete già, penso, a pensare a lavorare per la prossima. E insieme a loro anch'io ringrazio tutti i volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro presenza per rendere possibile tutto questo. E come ultima cosa voglio dire che questa manifestazione, che è la sua 11ª edizione, ci vede 3 comuni insieme, e l'altra cosa bella è proprio questa, che ci sono 3 territori che collaborano e che rendono possibile una manifestazione sportiva di altissimo livello che consente anche di far conoscere meglio i nostri territori. Quindi grazie ai colleghi, e credo che l'unione in questo caso fa ancora di più la forza, insieme a tutte le associazioni locali che collaborano. Quindi grazie a tutti e complimenti a coloro che hanno sfidato anche questo tempo e nonostante tutto sono arrivati al traguardo, e anche gli amici di Diego che sono partiti e si sono fermati purtroppo causa pioggia, però il segno, i 2 sono arrivati, quindi grandi anche a loro, un grande applauso a loro. Un ringraziamento quindi alla sindaco Maria Rosa Barazza. Chiamerei sul palco, già che la vedo, per la presidenza dei soci cooperativa Coop Alleanza 2.0 3.0 Cristina Marina Castagnier. Abbiamo ovviamente l'intervento del sindaco di Sarmede, direi tra le personalità sul palco è la più storica al mio fianco sostanzialmente. Continuiamo a vederci insieme anche alla sindaco di Cappella Maggiore. Credo di poterti lasciare la parola con grande fiducia. Spero di meritarmela. Beh, intanto buongiorno a tutti. Io parto con un ringraziamento e un abbraccio anzitutto agli amici di Diego e agli atleti che oggi erano qui e sono qui. Abbiamo superato le 1000 presenze, se non sbaglio, e quindi un applauso meritato a tutti quanti voi. La giornata per fortuna è iniziata dal punto di vista meteo male, ma sta finendo bene. Fortunatamente siete riusciti a fare la gara senza avere acqua in testa, e già questo rispetto alle previsioni ci ha graziato. Io mi associo a quanto detto dalle mie colleghe sindache, partendo dal ringraziamento anche a tutti i volontari che hanno operato nei 3 territori, alle polizie locali, ma ancor più alla scuola di Maratona e al presidente che è qui, che la rappresenta tutta, perché come diceva la sindaca di Cappella, questo evento richiede il lavoro che dura un anno in termini di organizzazione. Siamo arrivati all'11ª edizione e quello che è importante segnalare è che dopo la ripresa, dopo il Covid, fortunatamente i numeri stanno crescendo, ma hanno anche superato quelli che probabilmente avevamo prima del 2020, e questo sta a significare che la Maratonina della Vittoria attrae gli atleti, sia dal punto di vista organizzativo ma anche come bellezza del territorio da ammirare e osservare. Ma vorrei chiudere lasciando un ultimo messaggio. Anche oggi lo sport testimonia che rappresenta un momento di pace e di comunità, e mi auguro che questo sia da monito a chi ci governa e faccia sì che le guerre che purtroppo ci toccano in modo diretto e indiretto, anche attraverso lo sport, trovino la loro fine. Quindi grazie a tutti e complimenti ancora a tutti gli atleti e le atlete qui a Vittorio Veneto. Un bellissimo messaggio, quindi quello in chiusura che dà il sindaco di Sarmede, Lerit Pizzol. Io direi di cominciare con la kermesse delle premiazioni
mi è stato dato anche l'annuncio che avremo anche la premiazione dei migliori 5 italiani, quindi procederemo anche per chi deve organizzare le premiazioni con in ordine di galanteria, per prima la premiazione assolute femminili. Al tempo di 1 ora 28 minuti e 12 secondi per i colori di Vicenza Marathon è quinta assoluta alla maratonina della vittoria Barbara Di Qui Giovanni. Alla quarta posizione, al tempo di 1 ora 26 primi e 52 secondi per la nuova atletica 3 comuni, è quarta Silvia Zanusso. Ed andiamo ora sul podio, al terzo posto, al tempo ufficiale di 1 ora 22 primi e 45 secondi, con i colori dell'atletica Valle di Cembra, Elisa Sartori, terza. Alla seconda posizione, con il tempo di 1 ora 19 primi e 59 secondi per One to One Sport, Francesca Crestani. Ed ora, signore e signori, il momento è ufficiale. Vince con i colori dell'atletica Casone Noceto al tempo di 1 ora 19 primi e 57 secondi la maratonina della vittoria 2026 Manuela Bulf. Schierate quindi dalla quinta alla prima, Di Qui Giovanni, Zanusso, Sartori, Crestani, vince Manuela Bull. Approfitterei della presenza delle prime 5
occasione per premiare la runner transitata prima a Cappella Maggiore con il piatto artistico di Elisa Cillo, e lei è sempre Manuela Wolf. Traguardo volante di Cappella Maggiore. Un ringraziamento particolare all'artista Elisa Cillo, che come sempre ha prodotto veramente un premio di grande prestigio. Grazie alle premiate e complimenti. Ed ora passiamo alla premiazione assoluta internazionale maschile. Alla quinta posizione, per i colori del gruppo sportivo Mercurius, nazione Italia, in un'ora 13 primi e 52 secondi, è quinto Marco Piccin. Con una grande volata sul traguardo, porta a casa la quarta piazza in un'ora 13:51, porta i colori di Eurovo Atletica Pieve di Soligo per l'Italia, Piero Jean Tonin. Signore e signori, saliamo sul terzo gradino del podio con i colori dello SWAT Club. Al tempo di un'ora 12 primi e 9 secondi per l'Italia è terzo Federico Ceciliot. Signore e signori, per la medaglia d'argento odierna ci dobbiamo trasferire nei paesi più veloci dell'Africa. Alla seconda posizione, in the second place, in un'ora 08:55, è sul podio Ismael Kalale, Kenya. Ed ora, signori e signore, il momento è ufficiale. Vince con i colori di Orecchiella Garfagnana Lucca in un'ora 04:32 per il Kenya, Jacob Kipkorir Koskei.
Approfittiamo della presenza dei primi 5 sul podio per premiare il traguardo volante di Sarmede. Lo vince Jacob Koskei Kipkorir. Non sento l'applauso su! Thank you and ciao! Quest'anno abbiamo anche una novità interessante, naturalmente. Andremo a premiare ora le prime 5 posizioni a livello nazionale, quindi i primi 5 italiani. Quinto migliore italiano sul palco con noi per l'Atletica Fiori Barp, Alessandro Fagherazzi. Ecco Fagherazzi. Signori, per la quarta posizione dobbiamo un po' scomodare la storia. Lui qui ha firmato un po' la storia andando a vincere quella che fu l'edizione dell'Eroica Marathon. Quarto migliore italiano al rientro alle corse per Scuola di Maratona, Fabio Bernardi. Il re. Terzo migliore italiano ritorna sul palco con noi per il gruppo sportivo Mercurius, Marco Piccin. Secondo tra gli italiani. Lo rivediamo volentieri sul palco, altro atleta di grosso spessore in grande emersione per l'Euromo Pieve di Soligo, Piero Jean Toning. Signore e signori, il migliore italiano sul palco oggi e quindi migliore italiano l'11ª edizione della Maratonina della Vittoria con un'ora 12.09 per lo SWAT Club, Federico Ceciliot. Un applauso alla top 5 italiana. Ed anche a voi, congratulations and ciao!
Stacchiamo un attimo dalle premiazioni, abbiamo qui ospite Manuela Bulf, vincitrice della gara femminile, eccoci qua inquadrati. Allora Manuela, complimenti intanto, abbiamo seguito, ti confessiamo, un po' la gara maschile e voi vi abbiamo presi a pezzi, diciamo. Com'è andata la tua gara? Perché vi abbiamo visti arrivare insieme in due, ma durante la gara com'è andata? La gara l'ho quasi sempre fatta in testa, poi c'è stato un disguido, un momento, c'è stato uno sbaglio sulla strada, ho svoltato dalla parte sbagliata e quindi poi mi hanno richiamato indietro, ho dovuto ritornare e recuperare perché ero in seconda posizione e ho fatto un chilometro un po' più tirato, un po' più sostenuto, però ce l'ho fatta tenere fino alla fine. Quindi ancora più merito, voglio dire, hai vinto ma hai fatto anche più strada degli altri. Sì, è stato anche da un lato motivante, cioè ho dovuto sgambare un attimo di più e questo mi ha fatto aumentare il ritmo. Ascolta, il maltempo iniziale vi ha condizionato in qualche modo? Ma io non soffro particolarmente la pioggia, io sono abituata a fare i cross, quindi non mi pesa la pioggia. Una donna di Taibon a Gordino non ha paura di 2 gocce di pioggia. No, siamo abituati, piove molto spesso da noi. Ascolta, il fatto appunto di partire col bagnato via dritti e il percorso già lo conoscevi? No, è la prima volta che faccio questa gara, la mezza maratona. Ho fatto diverse gare qua a Vittorio Veneto, però questa non l'ho mai fatta. Mi è piaciuta tantissimo, tra l'altro. Ascolta, e come tempo ti ha soddisfatto? Tempo cronometrico, a parte il disguido, insomma, che ovviamente ha inciso. Beh, non l'avevo preparata particolarmente, non stavo facendo un allenamento per la mezza, stavo ancora finendo i cross, quindi alla fine è tutto regalato, insomma, quello che ho fatto, quindi molto bene. Ascolta, mi dicono che tu anche hai dei figli, giusto? Io ho 4 figli, sì, 4 figli. Okay, quindi dimostra che anche fare i figli non incide, anzi forse aiuta a fare un'attività sportiva. Aiuta a mantenere il ritmo sicuramente, si dorme poco e si corre tanto. Ascolta, i figli che età hanno? Beh, il più grande ha quasi 21 anni e la più piccola ne ha quasi 15. Quindi sono già grandini e fanno atletica? La terza sì, fa atletica, Ellen, corre con me la sera. Ah sì, e gli altri? Gli altri al momento no. Ma non fanno atletica o non fanno nessuno sport? Non ci credo che non fanno sport. Al momento, in questo momento non più di tanto, ecco. Okay. Sicuramente non a livello agonistico. Ecco. Ascolta, però era uno spot che facevamo all'atletica leggera, nel senso una mamma di 4 figli riesce a allenarsi, riesce a vincere le gare, cioè ci si può organizzare e farlo. Sì, si può fare tutto, basta volere, basta solo avere la volontà, tutto si può fare. Ascolta, ultima cosa e ti ringraziamo, oltre a farti ancora i complimenti, dal tuo prossimo impegno agonistico? Ma adesso preparo la stagione per le gare su strada, non ho niente di particolare proprio in previsione, però adesso cominciamo a fare le gare dai 5 ai 10 chilometri. Ok, comunque adesso la strada per Vittorio Veneto l'hai imparata, la maratonina ti è piaciuta, quindi ci vediamo il prossimo anno. Sicuramente, okay. Grazie mille. Grazie a Manuela Bulf, grazie, complimenti ancora per questa vittoria. Poi la lasciamo rientrare a Taibon a Gordino e continuiamo a vedere queste premiazioni della gara maschile. Grazie. Bancari assicurativi. Ragazzi, ciao! Ora andremo a cominciare tra qualche istante con le categorie. Vi stanno consegnando le classifiche.
Ci siamo con le categorie. Allora io sarò la voce e Tiziana De Conti il braccio. Andremo ad iniziare con la categoria. Ovviamente andremo un po' misti in base alle categorie che abbiamo già pronte ed andiamo con piacere per una volta ad iniziare con una categoria veterani, la categoria senior femminile 70. Alla seconda posizione per il running team mestre Laura Tagliapietra, seconda Laura Tagliapietra, se c'è, se no noi andiamo spediti. E passiamo quindi alla prima classificata, che è sempre un grande piacere. La prima classificata per l'atletica Mareno è Laura Tagliapietra. No, scusatemi, Renata Foltran prima. Laura Tagliapietra è arrivata, eccola Renata. Schieriamole al centro del palco per le foto ufficiali. Laura Tagliapietra seconda, Renata Foltran prima. Applausi! Grazie a voi, arrivederci. Andiamo ora alla categoria seniores maschile, SM. Tiziana, quando ci sei tu fammi un cenno, io vado. Perfetto. Al terzo posto c'è Mario Tommasini terzo. Al secondo posto Lorenzo Visintainer. E al primo posto ho Andrea Fiorot. È il prezzo dell'andare forte, Fiorot. Fiorot vince la categoria seniores maschile. Bravo Andrea, complimenti. Ed andiamo alla Senior Master 35 maschile. Al terzo posto ho Simone Sogne. C'è. Al secondo posto ho Davide Gomiero. C'è. E al primo posto c'è Eric Zanon. Eric c'è. Applausi. Senior 35. Ragazzi, ciao! Ed andiamo a premiare la Senior Master 40. Al terzo posto Alessandro Dalbel.
Alessandro Dalbello non c'è, al secondo posto Cristian Paolazzi. C'è. E al primo posto per la senior 40 maschile Enrico Saccon. Ragazzi, ciao! Andiamo alla Senior Master 45, al terzo posto Marco Tricarico. Alla seconda posizione di classifica Leonardo Massens. C'è. Bene, ci avevamo alla conclusione di questa lunga diretta di 3 ore e mezza di mezza maratonina della Vittoria, edizione numero 11, che si è conclusa da qualche minuto qui a Vittorio Veneto. Vediamo, sono in corso le premiazioni delle categorie. Abbiamo già visto le premiazioni delle classifiche assolute maschile e femminile, anche la classifica dei migliori italiani nella classifica maschile, e adesso sono in corso appunto le lunghe premiazioni delle varie categorie. Una edizione record da un certo punto di vista, dal punto di vista dei partecipanti. Sono stati oltre 1000 gli iscritti, oltre 860 alla partenza, una giornata che è stata funestata prima dell'inizio della gara da uno scroscio molto pesante di acqua, però non ha impedito agli atleti di svolgere la loro manifestazione, la loro gara in assoluta regolarità, e addirittura a lungo abbiamo pensato nella possibilità di un record della corsa, perché il vincitore Kosgei ha viaggiato sotto al ritmo dei 3 minuti al chilometro, però negli ultimi metri, come ci ha raccontato Roberto Toniatti, che lo conosce bene, evidentemente ha perso un po' il ritmo e quindi non è saltato fuori il record della corsa, ma comunque questa edizione 2025 sarà ricordata come edizione record dal punto di vista delle partecipazioni, meglio delle iscrizioni. Una gara che è stata appunto sul piano maschile dominata dal keniano Kosgei, che è partito subito a razzo e ha provato a stargli dietro l'altro compatriota keniota Kalale, però non è riuscito a starci dietro all'inizio, e forse anche pagato questo suo tentativo, chiudendo con oltre 4 minuti e 20 di distacco appunto dal battistrada. Al terzo posto il primo italiano, un pordenonese, Federico Ceciliot, che ha preceduto la medaglia di legno, come si chiama di solito così simpaticamente, il quarto classificato, il vittoriese Piero Jean Tonin. A seguire Marco Piccin, Fabio Bernardi, il vittoriese, Alessandro Fagherazzi, Matteo Vecchietti, Andrea Fiorotti e Leonardo Massens. Simpatico il siparietto di Fabio Bernardi e Matteo Vecchietti, che sono arrivati di nuovo insieme, sia pure separati da un paio di secondi, per
per aver ripetuto la scena già vista nel 2018 quando vinsero l'edizione eroica della maratona celebrata in occasione del centenario della conclusione della Grande Guerra, e appunto allora vinsero tenendosi per mano, essendo una gara particolare. Quest'anno hanno corso tutta la gara assieme, affiancati, e sono arrivati al traguardo appunto praticamente assieme. E in campo femminile abbiamo sentito prima le parole della vincitrice Manuela Bulf, bellunese di Teibon Agordino, che ha fatto la sua gara, ha avuto anche un problemino sul percorso, aveva sbagliato strada, per dirla in modo semplice, è stata costretta a ripercorrere il percorso corretto, e quindi ha avuto lo stimolo per inseguire la sua avversaria più diretta, Francesca Crestani, l'ha ripresa, l'ha sopravanzata, e quindi è andata a vincere Manuela Bulf in 1 ora 19:57, precedendo appunto Francesca Crestani e Elisa Sartori sul podio davanti a Silvia Zanusso e Barbara Di Qui Giovanni. Queste le prime 5 della gara femminile di questa 11ª edizione della Maratonina della Vittoria. Con questo diciamo che abbiamo già commentato ampiamente tutta questa giornata, una giornata che si conclude con un sole pallido e che permette di salutare al meglio tutti i nostri appassionati, non prima di aver ringraziato i cameraman Michele Dalmagro e Mirko Andretta, che ha seguito nella prima parte di gara sotto l'acqua la corsa dalla moto guidata da Alessandro Bolzan, e poi ha seguito con delle immagini diciamo qui dal parterre d'arrivo. In regia, come sempre, l'immarcescibile e inossidabile, nonostante l'acqua, Federico Campoallorto. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi dell'attenzione. La tenda TV per la Maratonina della Vittoria c'è sempre, ci siamo stati anche quest'anno, ci saremo anche il prossimo, lo scopriremo il prossimo anno. Grazie e buona giornata a tutti.